Vabbè ragazzi, qua noi anticipiamo, che dobbiamo fare? Va bene, allora c'è storico 130. Allora io ve lo dico subito. Allora siamo in grigio, bello, la maglietta che mi ricordava Cavani, Aronica, il Chelsea, il Manchester City. Calma, non è successo niente. Lasciate i like voi che la guardate dopo, perché molti, sono sicuro che in molti la guarderanno dopo. Siete i miei eroi lo stesso, perché adesso voi vi state vedendo magari le altre trasmissioni, ci saranno approfondimenti dappertutto, ci saranno molti altri youtuber che parleranno del Napoli e voi regalerete, perché il napoletano è così, regala views a tutti, ed è giusto che noi siamo generosi. Abbiamo regalato 6 pappine storiche. Storia, cioè se pure con Liverpool, capite, una cosa incredibile, ma 6 gol. Calma, lasciate i like, perché dobbiamo arrivare ma come minimo a 6.000, ma non chiedo niente. Con 6.000 like io non vi ho chiesto proprio niente. Nella reaction 1926 like, è carino come numero, eccetera eccetera, ma quando poi pure in live perché uno vorrà, io me la vorrò rivedere io questa live, me la rivedrò domani, guardiamoci negli occhi, voglio rivedermi tutti i vostri messaggi, dai. Quindi chi poi, perché molti sono andati sulla reaction ancora prima che YouTube fosse pronto a farcela, e quindi non si sente l'audio, si sente, riprovate. Quindi magari adesso stiamo live e rimaniamo live, dopo però vi vedete tutta la reaction, che è venuta bella lunga, ma non per colpa mia, è colpa del Napoli che fa tutte le cose belline. Io come faccio? Ci proverò, cercherò di essere più veloce, cercherò di leggervi tutti. Falli di mano va bene, siamo nella storia, cose pazze, condividiamo gioia, subito a pompierare così, devastanti. Ma quali 6 gol dovevano essere di più? Sì, hai ragione Salvatore, assolutamente. Napoli sciupone, Napoli sprecone, si può dire tranquillamente. Non ho sotto mano gli XG, perché gli XG europei non so dove cercarli, anzi se qualcuno me lo dice, me lo dicesse, scrivetemi anche in privato qualche cosa. Napoli sei bellissimo, l'ottimo Fabio Versatile mi suggeriva Fenomenapoli, proprio, che è un titolo che dovrà uscire domani sul Corriere, sulle cose. Non c'è proprio dubbio. Il principe dei Bellini con un commento memorabellino. Tra l'altro nell'amichevole estive il Napoli male, diciamoci chiaramente, ma perché anche il mercato che è arrivato tardi, tu li vuoi fare ambientare a questi giovanotti, si devono organizzare. Picchiatori, first set, Virgilio. Picchiatori, perché proprio come scorrono i messaggi veloci, siete fortissimi, lo so. Mamma mia, come sono andati in fretta. Ma non sono solo i falli di frustrazione, perché hanno cominciato a picchiare già da prima, e ci potevano essere altre espulsioni prima, senza proprio dubbio. Grande Napoli, manteniamo la calma, Fenomenapoli. Il secondo set, esatto, perché poi così, buonasera Massimo. Il Lozano sembrava, bravo, se vedi la reaction lo dico, ma lo dico anche in negativo, nel senso che Lozano ha fatto un'ottima partita, e l'ho detto nella reaction, però ha fatto pure uno di quei tiri dove poi cade, e ho detto è Gattuso, deve tornare con Gattuso. Dove Falan? Calma, perché non vi calmate? Allora, Kvara,
È quasi magia, Kvara, riprova di nuovo, Kvara, e come sempre riuscirai, è quasi magia, è quasi magia, così finiva poi la sigla, forse uno dei cartoni più belli. Johnny, è quasi magia. Vorrei donare 10 pound per ogni gol. Calma, devi fare il che fare anche tu. Va bene così, simbolico, e che tu sei sempre generosissimo. Lozano, se lo si a stemma funziona. E qua torniamo al discorso di Gattuso. Dice 3.6 di XG. Chi lo dice? Sono dei XG probabilmente diversi da quelli che noi controlliamo tutte le volte, di Xstat, non so come, però non fa niente, non ci interessa, perché aspetta. Sì, è qui, venite, i pompieri, chiamate i pompieri. Cialanoglu 15, ma come minimo. Devo ringraziare Andrea Carozza, Andrea Carozza. Grazie mille, penso sia un super sticker o semplicemente un supporto, un bacio gigante. Oggi ci divertiamo proprio tanto, mamma mia, sono ad Amsterdam, no Rita, quando mai? Serata speciale, Valentino Siano, io vado al lavoro ma ti recupero domani, non tocco per terra, ti dico solo questo, certo Valentino. Un bacione gigante a te, buon lavoro, vai a lavorare col cuore leggero, con la gioia che ci ha regalato questo Napoli, che in formato europeo è una roba ancora più spettacolare. Mamma mia che bello. Pino Stracandido, pompieraggio, e domenica vado a fare pompieraggio a Cremona. Bravo, perché poi lo sappiamo che è sempre dietro l'angolo, e Spalletti ci ha detto come si fa a migliorare questo Napoli. Gli faranno la domanda: si può ancora migliorare questo Napoli? E bisogna confermarsi partita dopo partita. Lo sappiamo già. Di Lorenzo Cambiato, fossi il procuratore mi farei sentire. Giuffrida, che disse in tempi non sospetti, lo diciamo per ridere, non c'è nessuna differenza tra Sepe e Ospina. Si farà sentire, non ti preoccupare. Signori, si cerca in TV di giustificare la vittoria rubata dell'Inter come un'impresa storica. C'è un rigore per Gabar quando è come una casa. Io poi questo non lo so, non lo posso sapere, ma quale emozione, ma che emozione? XG score, ok, ecco, poi andrò a controllare se XG score porta anche quelli del campionato. Posso fare un confronto e vediamo se sono così, perché secondo me si dovrebbe arrivare pure un po' più in alto di 3, noi siamo arrivati pure a 4, mi ricordo, contro lo Spezia. Che Napoli, la cosa delle dita spezzate deve continuare, i famosi cosi di Anghissà, di Kim, eccetera eccetera. Facciamo impazzire YouTube, ci devono stare 250 like, non parlo più, veramente non parlo. Raffaele, è storia per altri 2 motivi: prima squadra a segnare 13 gol nelle prime 3 partite di Champions, e prima squadra a segnare 6 gol in casa all'Ajax nelle coppe europee. Mamma mia, 1000 views e 6.000 like. Così deve andare, Giulia. Così deve andare con Napoli. La Champions ci sta togliendo soddisfazioni forse più del campionato. Non c'è dubbio, anche Mike. Non c'è dubbio. Schroeder, il capucchione. Qualcuno mi mandi la foto di Schroeder col capucchione presa col cellulare, così che si aumenta il capucchione ancora di più. In quel quadernetto si stava segnando tutte le astemme che dopo nello spogliatoio avrebbe menato guardandosi allo specchio. Sono uscita a comprare la divisa da pompiere, bravissima Carla. Ma montiamoci la testa, Angioletto, non so cosa dirti onestamente. Noi le cercheremo delle cose, però Zambone è pacciato, è buggato, cioè, non sto capendo niente. È difficile, Mario, è difficile proprio. Tutto sotto gli occhi del maestro che riposava. Ci vuole un pompieraggio tattico. In generale io temo il rientro di Osimhen, ma tu non hai torto in questo momento. Oltre a non essere mai piaciuto, ma è soggettivo, la manovra con lui è molto meno fluida, più macchinosa e spesso prevedibile. Aggiungo Osi, gol con le top, 0 gol con le top, e non hai torto Fabio, questo sarà un tema, l'ho anticipato questo tema un paio di partite fa. Ci tornerà utile anche lui per le partite un po' più bloccate. Ricordiamo che
Allora, il Torino ci ha affrontato in un certo modo, a uomo, prendendosi dei rischi. L'Ajax è una squadra europea, si allargano, fanno il loro gioco, non se ne fregano. Troveremo la Cremonese, voglio immaginare che si chiuderanno dietro e quindi un po' di difficoltà, ma non posso pensarci adesso. Siamo ingiocabili. Sto avendo gli effetti di Amsterdam by Night. Troppa emozione, sto piangendo. Lo sapevo. Non si deve pomperare, dice. Il Napoli quest'anno gioca, è forte, gioca bene ed è giovane, con fame, grinta e freschezza. Quando diceva che non ci sarebbero state mente distratte, però non pensavo così tanto. Beh. Ma quanto è felice! Hanno cambiato Di Lorenzo, succedono cose, Marietto, succedono cose incredibili. Si sente male Peppe Di Palma, volano. Vivo in Olanda da 10 anni, domani in ufficio con la maglia del Napoli per tutti i rosiconi olandesi, Antonio JP, e vai, buon divertimento, te la devi godere, ce la dobbiamo godere. Nessuna squadra italiana nella storia della Champions ha segnato più di 10 gol nelle prime 3 partite di Champions, noi siamo a 13. Lozano lotta con il cuore napoletano da più garanzie. Clonate Pogba, piedi per terra. Adesso la Cremonese si mette, vedi quello che dicevo io, con tutti i 10 uomini, ma ricordati, in Lecce bisogna essere lucidi e cinici, senza alcun dubbio. 1-6 è l'anagramma di A16 e mi è arrivata pure degli amici abbonati questa cosa, che all'Ajax tu cancelli Ajax, esce A16. Marco Piscitello, dove sta? Fatemelo baciare senza proprio, dove sta? Eccolo qua. Grazie. Biagio, in realtà ai miei abbonati Bellini ha detto che Diego lo starà rincuorando a Cruyff, lo sta rincuorando perché Diego era una persona che non prendeva in giro gli avversari ed era sempre sportivo, ricordate la maglietta di Baresi addosso, era tutto un altro tipo di atleta, quindi vai liscio su questo. Luigi della Vecchia, si vola. Le coppe cubano si vola, aspetta. Ma come fate a essere così contenti che il Napoli ha perso 5-1? Ah no, ma quella è la Youth League. Bravo, tema introdotto, bravo Luigi, grazie Luigi. Questa è anche una piccola soddisfazione perché giustamente mentre la prima squadra va molto bene, la Youth League, la primaverina, va maluccio e hanno preso 5 gol dall'Ajax, anche con l'Ajax in 10 uomini a un certo punto. Frustalupi, io poi non lo so perché non li vedo giocare, non possiamo giudicare. Frustalupi però ha detto una cosa, ho detto ai ragazzi di tranquillizzarsi e di pensare alla prossima partita, si sa che tipo di strutture hanno, come si allenano, eccetera, eccetera. Quindi una mezza frecciatina Frustalupi l'ha data, e non è colpa mia, qua stiamo coi piedi di Pilato, perché fondamentalmente stanno coi piedi di Pilato. Virgilio Bandiera, mamma mia, generosissimo. Oliveira ha fatto 10,66 chilometri più di tutti. Questo gruppo non ha riserve, sono tutti titolari, vedi come parla Spalletti. C'è stata una fase dove le entrate brusche olandesi non sono state punite, ma più che una fase, Virgilio, grazie mille, per tutta la partita, nel primo tempo veramente tipo 4-5 falli, loro chiedevano scusa, quindi sapevano di meritare l'ammonizione, non si chiede mai scusa, si protesta, chiedevano scusa perché consapevoli. Raspadori fa mezzo fallo, lui da dietro, subito ammonito. L'arbitraggio non mi è piaciuto proprio, diciamolo chiaramente, non mi è piaciuto proprio. Ha concesso l'impossibile ai padroni di casa, rigori, cose che poi lasciamo perdere. Napoli spettacolare. Ci rendiamo conto che di quello che ha fatto Anghissà sul secondo gol di Raspadori? Anghissà un'altra volta ha cominciato con le ciabattine, un'altra volta, ve lo giuro, si mette le scarpe e non lo possono fermare più. Vedi? E allora non sono l'unico ad averlo pensato, Peppino, è proprio così. Per i primi minuti ho visto lo spezzo di Lozano, spalle alla porta con la postura che guarda a terra, pressato altissimo. Poi lo scambio sulla fascia fenomenale e il gol di Raspadori. Bene, sì, Fabio, sì. Mi è piaciuto Lozano perché quando poi lui riceve palla
È più facile per Politano con il sinistro riceverla là sulla linea, per lui doverlo controllare col destro non è facilissimo, però si è distreggiato molto bene, ha messo dei cross importanti, non è riuscito a fare gol, però mi è piaciuto tanto alla fine, mi è piaciuto tanto. Angela Torre ha pianto al quarto gol, troppa emozione, l'hanno detto che Mario Rui ha giocato male, arriverà che senza Mario Rui vincimo, ma vincimo pure con Mario Rui, quindi questa cosa non funziona. Tra l'altro grande partita di Olivera pure, grande partita di Olivera e yes, absolutely, cute. Scusatemi, sono cose mie, così. Allora, come dicono i ragazzi di Calciatori Brutti, il 70% della terra è coperta da acqua, il resto da Zambò a chissà. Ma ho visto questa cosa, Antonio, chissà, ce lo spiegheranno, qualcuno approfondirà, glielo chiederanno, non lo so, perché zitti la prossima volta, quindi sì, c'è stata anche un po' di maretta tra le panchine. L'Ajax ha fatto 21 falli e hanno ricevuto solo 2 gialli e un'espulsione, noi 4 falli e un giallo. Questo è da capire, non è da capire, è sbagliato, è stata una conduzione di gara molto a favore dei padroni di casa, si può dire tranquillamente. Zielo cosa ha fatto? Spero nulla di grave. Davide, non lo so se è stato sostituito al 46esimo, insomma a fine primo tempo per infortunio, o secondo me era semplicemente affaticato. Non lo so, me lo saprete dire voi. Lo stesso leggevo, Kvaratskhelia sostituito per infortunio, eccetera, ha preso delle botte sulla caviglia, poi quello è rimasto in piedi perché comunque c'ha 21 anni, non si ferma mai, ha segnato pure, le ha puniti e poi è stato lasciato a riposo, ma con le ciabattine. Vedo il Napoli dal 1965, questo è il Napoli più bello che io abbia mai visto. Ce n'è stato uno simile, ma quello era Diego. Gene fummo e qua alziamo le mani perché ne hai viste più di noi e mi fido. L'assist in Ndombele pensavo fosse impossibile, quel passaggio era abbastanza impossibile, infatti cadendo lui ci arriva, non voglio dire casuale perché ci ha creduto fino in fondo, però un po' scordinato in quel passaggio, ma poi capitano pure le partite in cui tutto funziona come deve funzionare, è proprio veramente così. Ho visto gli XG a 3,95 possibile, abbiamo fatto 30 tiri, anche a me sembra basso, però ti ripeto, gli XG sono diversi per ognuno che poi li calcola, alcuni calcolano in un certo modo, altri le calcolano di meno, magari tutti i vari tiri che abbiamo fatto erano da 0,10, 0 così, quindi può essere. Si vola. Quanti like stiamo, ragazzi? Io devo ringraziare un attimo Diego. Io ringrazio Diego, però un attimo solo, No, perché sennò cute. Ho pianto a fine partita. Vi amo, ragazzi, vi amo. Valerio, non pompierare per favore. Un abbraccio da Barcellona. Diego, io oramai è scaramanzia, è quasi un rito. È un rito, no, rito. Che io praticamente appena finisce la partita e ci stiamo esaltando, io mando il bambino, quello là, il bambino piccolo con la cosa del portiere, mi fa ridere, ma oramai io non sto pompierando nemmeno più, ci dobbiamo godere il percorso, godiamoci il percorso. Se non mi si dice, perché mo Alessandro Ludo Strese sicuramente arriva e scrive triplete, se non mi scrive triplete io mi godo il percorso e basta. Pure io, male. Mi hanno piegato la caviglia, sì, brutto. Lionar, ciao ragazzi, buonasera. Io provo a sottolineare anche le cose negative. Un gol preso un po' da fessi e qualche errore di superficialità. Limitiamo i dettagli, per il resto partita perfetta. Sì. C'è poco da dire, si sta godendo. Alessandro Tattoli, speriamo di vedere Zanoli come Tattoli dal primo minuto con la Cremonese. Io spero che il gol di Di Lorenzo possa anche, perché quello poi con o senza non è che è un premio il farlo sedere in panchina, è una speranza nostra. Tra l'altro Zanoli è entrato secondo me benissimo, è andato forte su quella fascia, ha messo dei cross. Sappiamo che Zanoli ha bisogno solamente di mettere minuti nelle gambe per fare esperienze, eccetera, però fisicamente ci sta tutto. Probabilmente fa meno fase difensiva di Lorenzo, ma insisto, non mi fermo, che insisto, Maurizio Farias.
e adesso diranno che il Liverpool era in crisi, i Rangers di terza fascia e l'Ajax non è più quella di anni fa. Gli vuoi dare torto? Sempre Forza Napoli vale con Malquit. Un bacio gigante Maurizio, sempre grazie, sei generosissimo e io non ho più parole per ringraziarti. Se io ti posso dire, ma leggo anche Vittorio Penza e tutti gli altri, io seriamente, con la partita con il Liverpool, io li ho visti un pochino giù, il Liverpool, un po', non so se presuntuosi, non so se fuori forma, non so se fisicamente non stavano in gran forma, si è notato. Con l'Ajax no, con l'Ajax secondo me l'Ajax è una squadra tosta e secondo me noi siamo stati proprio bravi. Cioè, questa volta non me la sento di dire l'Ajax, ma come non si deve dire nemmeno con le squadre piccole che tu batti, il Napoli deve fare quello che deve fare e lo ha fatto. E quindi il giochino dei meriti rispetto ai meriti lasciamolo a chi ha poche idee e noi analizziamo quanto di buono fatto e quanto di migliorare, se si vuole migliorare così, ma 6 non è normale. Non parlo più, mi fate un attimo, grazie Vittorio. Zambò Anghissà fenomenale. Sì, grazie. No, veramente comunque Anghissà ma pure Lobot secondo me ha giocato meglio di Anghissà, ragazzi. Lobot che oggi poi ne ha sbagliato un paio, ma ha giocato meglio di Anghissà. Non lo so, faccio fatica a trovare il migliore così. Insomma, vabbè. La posso buttare una cavolata tenendo conto anche della situazione politica nel calcio italiano. Juve, Maldini, Marotta. È più probabile vincere la Champions o lo scudetto? Mi conservo, sai cosa? Mi conservo questa domanda per quando viene Guido. Ma permettete? Perché è difficile, ragazzi. Bayern, il Paris Saint-Germain, le altre, il Manchester City, ragazzi, la Champions è la Champions. Poi adesso va tutto bene e non vediamo difetti e quindi va bene. Però tu dici sono partite secche, sì, ma ce ne sono tante. Per la partita, l'andata e il ritorno, la politica esiste anche in Europa, capito, Francesco? Però me la conservo. Ciao a tutti e forza Napoli. Perché non l'ex Gaetano contro la Cremonese? Si parlerà tanto di vario turnover per la Cremonese, sicuramente. Non sfasciamo tutto, però, che se poi li cambi troppi va a finire che perdi poi l'identità di squadra che è fatta di queste cose qua, di questo centrocampo qua, che oramai abbiamo capito che è titolarissimo e Spalletti ci può dire quello che vuole, ma questi 3 sono titolarissimi. Poi sicuramente Zielinski può rifiatare, dare molti minuti a Ndombélé significa che tu ti fidi tanto di Ndombélé e sai che quando troverà la forma fisica potrà essere molto utile. È bello proprio. Sentite, non ho visto i like e Dem è una mezz'ora, ma Dem ha da giocare proprio, lo so. Recuperiamo Dem, lo so. Buonasera a tutti, lo so. Anche stato un altro medio, lo porto con professore di geometria, Di Lorenzo Capitan Futuro, no, è già Capitan Giamo. Cioè Capitan Giamo. Kim Raccomani 2 butta fuori, Meretto una sicurezza, non svegliateci. Su Meretto una sicurezza è l'unica che non riesco a sposare al 100% perché è un paio di cose, un pallone controllato che gli è sfilato un pochino e un passaggio verso un avversario, però rientra anche lui nelle cose normali del calcio. Quelli che non sono normali sono Anghissà e Lobotka, secondo me. Su questo siamo così. Siamo a 329 like. Datemi conferma che ci può stare come numero. Napoli enorme, giusto turnover con la Cremonese, il giusto turnover, cioè è giusto farlo, ma farlo il giusto, secondo me. Vedi, tutti chiedono Dem. Raspadori stasera mi ha ricordato tanto Higuain, allora calma, Higuain, che tra l'altro salutiamo, che ha pianto perché si è ritirato dal calcio. Il tema Raspadori io l'ho lanciato non posso parlare. Benvenuto Antonio Scarpato, ma io avevo cambiato qua, perché non si è cambiato? Vabbè. Benvenuto, e devo salutare e ringraziare Michele D'Ambrosio.
e 1 e 2 3 e 4 e 5 e 6 a sverso Conte, ma che partita, che raspadori, che anch'issa, ma che emozione, mamma mia, paurosamente europei, forza Napoli. Michele, mamma mia, veramente. Dicevo il fatto di Raspadori, no? È Spalletti che ama tantissimo Raspadori o odia Simeone? Ho lanciato il sondaggio ovviamente provocatorio nel canale Telegram e vediamo un po' come è andato, giusto per sfizio, per vedere un pochino la community così. 98% dice il Spalletti ama Raspadori, non odia Simeone, ma è chiaro, la provocazione è quella. La provocazione sta nel fatto che lui ci dice io chi metto vinco, così ci ha detto Spalletti, io non ci penso più di tanto la notte, quello era un vecchio modo mio di fare l'allenatore, adesso tiro la monetina, insomma chi metto, poi quello che poi entra dopo è più titolare, più decisivo, non è vero. Ci mentisce, ci mente per la gola Spalletti perché insiste con Raspadori e speravo di non vedere poi un Simeone depresso, perché Simeone viene sapendo di essere la riserva di Osimhen, se scopri di essere anche la riserva di Raspadori potresti deprimerti, però arriva pure il gol di Simeone e allora va tutto bene, e quando ti va tutto bene c'ha ragione Spalletti, la provocazione perché poi Raspadori 2 gol, un assist e cos'altro. Vogliamo ricapitolare la partita? Io lo ricapitolo in quei movimenti che fa a venire incontro, che più che Higuain, sì anche Higuain, perché quel 9 che c'ha i piedi buoni che ti viene incontro ci ricorda Mertens, lo dobbiamo dire tranquillamente, e perché io non so quanti nel mondo Napoli hanno dato un voto alto a Raspadori nella partita con il Torino, io gli ho dato 7 perché ho analizzato le cose che ha fatto e sono state decisive anche per i gol fatti. Secondo me l'ha analizzate pure Spalletti e ha capito e ha deciso che questo ragazzo, nonostante la giovane età, nonostante la statura piccolina, è tosto fisicamente, ha le cosce, ha una buona tecnica e sa come smistare, come venire incontro, come portarsi appresso i difensori. Giorgio Mele! Ah, quindi l'arbitro era francese, pensavo fosse ceco. Poi Giorgio è spesso autore di commenti memorabili. Devo dire la verità, io poi bevo cose gassate e mi viene il bicarbonapoli. 366 like, bene, grazie Mario, siete forti, in questo momento non devo nemmeno richiederveli. E a tutti gli amici bellini, buonasera. Spalletti a fine si lamentava con la panchina della ex perché negli ultimi 5 minuti continuavano a fare falli pericolosi. Ah, ok. E allora ci sta tutta, King, mi dice, leggevo pure Valentina, ci sta tutta, perché Kudos effettivamente i calci eccetera eccetera, e l'arbitro continuava a perdonarlo, i falli inutili, quelli sono i falli di frustrazione, ed è stato bravo il Napoli a non cedere a provocazioni. Hanno pure continuato a giocare, perché se poi tu smetti di giocare e fai Melina, Iolè eccetera eccetera, li fai incazzare ancora di più. No, il Napoli serissimo ha continuato a giocare per segnarne un altro. Questa è la cosa che forse mi è piaciuta di più di questo Napoli, col risultato al sicuro, con l'uomo in più, tu vai a farne un altro ed è giusto così si rispetta di più l'avversario rispetto al fatto di si discarsa, ce la giochiamo tra noi. Quello non è rispettare. Continuare a giocare è rispettare il calcio. Assolutamente. Domanda di Altobelli: possiamo dire che il Bayern, il Real e il Napoli sono le 3 migliori squadre della Champions? Vabbè. È ovvio che lo devono dire. 20 like. Polli vi chiede 20 like. Si possono avere 20 like su assai? Non lo so, non credo. Quanto amore per Spalletti che parla di Kvara finalmente. Mi devo recuperare tutte le interviste, sarà una lunga notte. Me la godo. Vedi? Mi dicono trauma contusivo al polpaccio, una botta. Trauma contusivo è una botta al polpaccio per Zielinski. Va bene, calma. È uno di quelli indiziati per riposarsi contro la Cremonese. Calma, non è una cosa grave. Trauma contusivo non credo sia una cosa grave. Io ho più paura per la caviglia di Kvara, perché Kvara, 21 anni, avendo quella adrenalina, stai giocando in Champions e vuoi spaccare il mondo, può essere pure che giochi sul dolore e te ne accorgi poi dopo la doccia, te ne accorgi. Io ho giocato a pallone poco, ve lo dico, te ne accorgi dopo, e quindi ho più paura per quello che non per una botta a polpaccio.
Quindi piano piano. Ok Raspo, ok Zambo, ok Kvara, ma vogliamo dire che Bobotta è il fulcro che si è scavato? Diciamo eresia. Non è assolutamente un'eresia, Mario, non è assolutamente un'eresia. Per me Bobotta ha giocato molto meglio anche di... no, molto meglio, ma veramente benissimo, per me meglio di Anghissà ad un certo punto. È veramente è straordinario in fase difensiva, è straordinario quando recupera palla e poi ne supera 3 o 4 e crea superiorità numerica. Veramente in pochi ci avrebbero scommesso. Il voto più alto va dato a Sirigu. Vale, sono sicuro quasi al 200% che questo uomo, perché non è più un ragazzino, sta facendo la differenza oltre a lui, ma Kvaratskhelia non si rompe, è fatto di acciaio. Servono queste figure nello spogliatoio. Non stai dicendo una cosa peregrina, non è peregrina, Ayub. Servono figure del genere nello spogliatoio, servono i leader silenziosi, quelli che hanno esperienza, quelli che non vogliono giocare e quindi non sono nemmeno una figura addosso a te, che tu dici, visto voglio Camo, vuole fare il posto. No, si è venuto a godere il momento finale della sua carriera a Napoli, se la diverte bene. Anche Starace oggi ci ha fatto variare, anche Starace. Abbiamo visto Zanoli, meraviglia. Io mi sono spezzato il crociato e ho continuato a giocare perché non me ne sono reso conto. Vedi che vi dice Emanuele? È così durante la partita, figurati poi non so a che livello ti sei fatto male tu, ma figurati in Champions, praticamente non te ne accorgi. Faresti solito titolare Zielu, Kvara e Dilo in panchina contro la Cremonese? Troppi, giusti, pochi? Allora, io insisto, farei solito titolare, farei anche Elmas titolare. Adesso io cerco di non spaccare lo spogliatoio. Adesso io mi prendo, poi loro faranno i loro test atletici e vedranno chi dovrà riposarsi per forza o chi ha recuperato. Magari Raspadori è un altro robot che non ha bisogno di riposarsi mai. Però io qua vado di psicologia e non voglio far sentire Simeone l'ultimo delle riserve, eccetera, eccetera, che gioca sempre Raspadori. Non voglio. Zanoli magari è più giovane, lo può accettare, si sente male, ma non dice niente perché è giovanissimo, eccetera, eccetera. Per lo stesso Elmas, che sappiamo che c'era aria di cessione anche per lui, non me lo vorrei perdere per strada e vorrei continuare. Ha fatto un'ottima partita anche lui, negli ultimi, è andato molto vicino al gol. Mi è piaciuto come è entrato Elmas. Quindi magari, dato che Ndombele non credo che lui si senta, ma Ndombele sta prendendo minutaggio così, non credo che al posto di Zielinski debba giocare Ndombele, se no lo perdi. Credo di no. Al posto di Zielinski Elmas, così gli fai fare quella mezza ala, mezza punta che piace di più a lui, e secondo me, ma questo ci arriverà. Virgilio ancora, ho notato una resistenza nei tackling che proprio non ha paragone, nei tackles, non ha paragone col passato, un attributo che ci mancava non solo sul campo internazionale. Sì, Virgilio, il gol di Kvara è ancora una volta così, perché gli arriva il difensore addosso, ma lui riesce ad andare in contrasto e resiste. È proprio così, è questo quello scatto di fisicità che abbiamo fatto. Non abbiamo preso solo dei giocatori strutturati, ma che lo sanno fare sulla velocità mentre giocano a pallone. Questa è una cosa molto molto importante. Kvara è proprio l'esempio. Kvara da sta sempre buono, non sia mai. La grinta del Ciolito sul sesto gol è incredibile, è proprio vero. Fabio Versatile, vedi? Fenomenapoli, sono passato solo per un saluto stasera, sono provato, troppe emozioni, troppo scarsi, Lobotka miglior centrocampista d'Europa, gli altri stanno impazzendo. I detrattori di Raspadori sono tornati nel tombino? Carlo, i detrattori, se ancora non hanno capito che prima di dare un giudizio finale sul giocatore bisogna aspettare, non dico un anno, ma diverse partite, ma in diversi ruoli, specialmente in un giocatore giovane che si deve ancora fare. E che stiamo parlando? Un po' di prudenza in generale in tutto, su tutti i giudizi, e vediamo che si fanno meno brutte figure. È semplice. 2 parole su Rahman. Come tiene l'1 contro 1 su Kudus? Kim una roccia, riceve una spallata e non si sposta di un centimetro, e le palle alte tutte sue. Veramente, veramente giusto, Salvatore. Stanno non so se Kim sta overperformando. Rachmani secondo me è in crescita ancora.
sta overperformando per quello che ci ha fatto vedere nei vari anni. Ecco, per esempio su Rachmani abbiamo più esperienza, abbiamo visto delle cose e lo vedo super concentrato, perché poi il difensore ce l'hanno, no? Ce l'hanno la possibilità, ce l'hanno la fisicità per tenere l'avversario, per andare sempre di testa, devi essere concentrato. È andato pure vicino al gol per la seconda volta Rachmani e continuavano a salire. Si crea fiducia. Ma per il dopo mondiale ci sarà un mini ritiro in vista della ripresa del campionato? Vediamo, zio Beta, si parla di questa tournée, dobbiamo capire di cosa si tratta, se ci saranno queste famose amichevoli da 3 tempi da 45, se il Napoli andrà in America, in Turchia, non lo so. Ce lo faranno sapere e ovviamente noi un po' ci guarderemo il mondiale, mi direte voi quale partita, magari una partita alla volta possiamo guardarcela insieme, possiamo analizzarla per sfizio, ma se il Napoli fa le sue amichevoli io preferisco vedere il Napoli detto proprio tranquillamente. Questi falli Spalletti dice Osimhen ci manca, ma adesso con Simeone Raspadori è dura, chissà, Zielo una botta, e quindi la botta confermata come vi dicevo, con Simeone Raspadori è dura. Lo sapevo che sarebbe stato un tema. Sky che parla solo di Inter e del catenaccio e dei 2 minuti del Napoli, TVB fluidi per loro. No, di qua. Un po' di pistacchi generali a quelli che poi gli scoppia il fegato e non sanno più come. Buonasera Valerio, che partita, forza Napoli sempre, The Gag. Dobbiamo evitare le fasi di confusione in aria, i gol li prendiamo così per la maggiore, è vero Vari, è vero, un po' di confusione lì si deve risolvere prima. Spalletti è il migliore allenatore della storia del Napoli, punto. Aspettiamo. H55, lo capisco, è facile adesso essere felici e dire frasi assolute che poi sono anche condivisibili, però per essere il migliore devi anche vincere, perché altrimenti poi si può ripetere in mezzo Sarri, perché ci faceva giocare bene, era un bel Napoli da vedere, eccetera eccetera, però non si vinse niente. Allora Sarri è meglio Gattuso, che almeno ha vinto la Coppa Italia, Ancelotti, Benitez che ha vinto più trofei. Aspettiamo che anche Spalletti si tolga qualche soddisfazione di vincere qualcosa. Questa squadra può farlo. Allora, Raspadori fa più cuciture della nonna quando si buca il pantalone. Siamo andati a casa dell'Ajax per andare in svantaggio con una deviazione e poi stracciarli. Se questo non è un top team, non so cosa sia. È giusto anche dire che questa è una vittoria in rimonta, che l'abbiamo preso il gol e quindi lì serve quei nervi saldi, non ti disunire Napoli, non ti disunire Fabio Schisa, è giusto così. Io non andavo contro Raspadori, però Ciro è più una cosa di cuore, ma Raspadori che giocatore, ma senza dubbio. Ma secondo me così deve riflettere il giocatore del Napoli, il tifoso del Napoli. Kudus sta ancora cercando la palla. Spalletti mette in partite dove le difese giocano uomo su uomo Raspadori perché fa gli spazi e Simeone difese schierate. Lino, secondo me questa è un'ottima riflessione tattica. Lo vediamo con la Cremonese, non credo che la Cremonese giochi uomo contro uomo, quindi lo vedremo lì. A questo ci dobbiamo sempre aggiungere che Spalletti vede delle cose in allenamento che noi non vediamo, sfumature, stati di forma, e quindi ci sta come riflessione. Con Rachmani, Kim e Lobotka non chiudo neanche la porta di casa, ti senti sicuro? Cinici no, potevamo farne meno 10, speriamo li abbiamo conservati per settimana prossima, è giusto Giovanni? È giusto, se ci fosse stato anche così, non lo sappiamo ragazzi, la partita si sviluppava in maniera diversa, magari segnavi subito su un contropiede dove Osimhen creava comunque scompiglio, perché comunque è un Ajax che rischia tanto con la difesa alta, lasciano tutto aperto e Zielinski si è infilato, eccetera eccetera, quindi tante occasioni per Lozano, anche Osimhen secondo me sarebbe stato probabilmente devastante. E lo so che il tema è Osimhen, c'è spazio? Domanda semiseria. Lo capisco Ottavio, lo capisco, in questo momento ci sembra che tutto vada a meraviglia perché si sviluppa bene l'azione, il Napoli gioca bene, il Napoli segna anche tanto e Raspadori che fa questo raccordo ci sta piacendo, quindi è logico che sappiamo che questa non è una delle caratteristiche migliori di Osimhen, che però ha altre caratteristiche, ha il colpo di testa che Raspadori non ha. Guarda un po', Raspadori ha segnato di testa, però ha segnato di testa
perché marcato largo, è arrivato bene, eccetera, eccetera, c'era il buco in mezzo dove Lozano non l'ha preso, non è un gol nella mischia dove lui salta come Di Lorenzo è saltato bene di testa, Raspadori no, Osimhen quello ce l'ha, Osimhen c'ha il lungo, che Raspadori forse non ha, però Raspadori sta facendo tante cose, lo capisco, mi capisco, non ve la risolvo io questa cosa. Non ve la risolverò io. Faccio una considerazione: il Napoli è la più europea non per le banalità, ma per le caratteristiche della squadra. Siamo forse l'anti-gegenpressing? Napoli-Liverpool, Napoli-Torino e stasera simili. Carlo, bella considerazione. Se il Napoli ovviamente riesce con gli 1-2 ad evitare questo gegenpressing, che questo pressing a tutto campo dove ti stanno addosso sull'uomo contro uomo, quando c'hai un Lobotka che in questa forma, quando c'è anche chissà che si mette le scarpe, e poi siamo pure molto diretti, perché se poi ti fanno questo pressing qua e tu ritorni indietro, faccio un esempio, non per andare contro Insigne, ma contro Insigne tu giochi sul palleggio, eccetera, eccetera. Essendo noi più diretti, vedi Lozano che si butta, vedi Kvara che si butta, vedi Zielinski che si sta buttando, eccetera, eccetera, è chiaro che risulta più efficace. Risulta più efficace. E dopo stasera in Maradona il 12 contro l'Ajax credo che sarà sold out, e qua possiamo dire che probabilmente riempiremo anche gli inferiori, Francesco, riempiamo anche gli inferiori. Sì, è la caviglia senza dubbio. Marco Colonna poesie, ciao Valerio, forza Roma sempre. Immagino che quello sia un pallino giallo che non riesco a vedere, diciamo è anche il pallino rosso della live. Ci può stare, caro Marco, mi fa piacere vederti qui anche se tifoso di un'altra squadra. Ma l'1-6 Simeone ha fatto un fatto da centravanti, veramente lo ha fatto, tutti bravi, ma ritengo che Anghissà è il 45% del Napoli, perdonatemi, non ti dobbiamo perdonare, è giusto, Anghissà è di un'altra categoria, vale 2, oggi pure Lobotka valeva 2, quindi giocavamo a 4 a centrocampo più Zielinski, quindi 5, era un 4-5-3, diciamo quello che è, perché veramente 400 like sono pochi, ma c'erano 400 centrocampisti con Lobotka, chissà, veramente. Raspadori è il nuovo Mertens, come si sta muovendo, come sta facendo le cose, come sta interpretando il ruolo del centravanti, io ti dico di sì, e lo sai quanto amo Mertens e lo sapete quanto non voglio fare paragoni eccetera eccetera, però io ho detto appena è arrivato c'ha quelle caratteristiche là, è molto simile, poi non dobbiamo avere fretta, dobbiamo aspettare, adesso sta facendo benissimo, ci saranno dei momenti in cui anche lui magari se ne scenderà di forma, ricordiamo per esempio con lo Spezia non fece una grande partita, poi segnò pure. Destini forti, che vi devo dire? Destini forti, 13 gol in 3 partite non garantisce che vinceremo tutto, ma di sicuro è bellissimo, godiamocela, vi voglio bene tutti. Variv, messaggio da mettere proprio da stampare in 3D e metterlo sui muri di casa, mi piace così. Speriamo nella tenuta atletica nel tempo, ma per ora godiamoci queste partite in maniera spensierata. Vedi? Ah, community bella mia. Dopo il primo tempo sono rimasta sconvolta dalla costanza con cui stanno riuscendo a mettere in pratica le idee. Atteggiamento stupendo dopo l'1-0 con calma, pazienza e tanto gioco. Mamma mia. Sì. Fermo restando che è meglio averli tutti e due in rosa, ma è meglio questo Napoli o quello con Osimhen, il tema che ritorna, Giuseppe. In questo momento a me piace più questo Napoli qua. Devo esservi onesto, ma non deve essere una bocciatura per Osimhen, perché non può mai essere una bocciatura per Osimhen. Anche Osimhen ci ha tolto delle castagne del fuoco l'anno scorso. Facciamo un esempio a volo: il Torino proprio, che non si vinceva eccetera eccetera, la sbloccò lui con un colpo di testa imperioso al limite dell'area, dopo tutto un casino, un gol di fisicità. Adesso va tutto bene, non creiamoci il problema, non ce lo creiamo solo noi il problema. Secondo voi l'Inter, quando poi ha ripreso Lukaku e benvenuto Brendan Allen, quando l'Inter prende Lukaku e in rosa c'ha Dzeko, Lautaro Martinez e Correa, si sono posti il problema, ma noi mo come facciamo a far giocare Dzeko? No, perché poi Lukaku si fa male e c'hai Dzeko. Quindi, vedi, si è fatto male Osimhen e c'hai Raspadori e Simeone. Così dobbiamo cominciare a ragionare, ragazzi. Per la prima volta, non c'hai Petagni, c'hai Simeone e Raspadori. Molto bene. E questa forse è la vera crescita del Napoli, che non sei più dipendente, e speriamo di non essere dipendenti manco da Lobotka e da Anghissà, perché voi me lo state sottolineando.
che anche sa il 45% della squadra, che allora mo qua deve trovare benissimo gli equilibri Spalletti e far giocare anche quelli che, perché ti può capitare il momento in cui ti viene meno uno per stanchezza o per infortunio, perché se lasciate con la mogliere che capita, è lì che poi devi fare di necessità virtù, perché ricordiamoci che l'Inter l'anno scorso quando perde Brozovic non ne ingarra più una. Ambe. Quindi ricordiamocelo e cerchiamo di far crescere quei famosi non titolari che però Spalletti ritiene titolari veramente. Vedi? Come il discorso di Zanoli. Bello rivedere Zanoli, quando ci sarà bisogno dobbiamo dargli fiducia, altrimenti meglio che va altrove. È giusto quello che dice Francesco, è giusto. Nel frattempo ancora il fallo di mano a San Siro sul canale 5. Non so di cosa state parlando, quindi noi ci vediamo le cose nostre. Prima o poi Meret ci fa vedere come sorride. Meret è così, proprio di caratterialmente. Non me la posso risolvere, me lo tengo Osimhen. Ok, vi do un altro spunto. Osimhen tiene 23 anni. Vi ho risolto la cosa. Non è il giocatore di 27 anni fatto e finito, il top player che deve giocare per forza. Non deve essere lui. Spalletti finché c'è stato Osimhen l'anno scorso, sempre Osimhen, mai Mertens, eccetera, eccetera. E ci credeva molto. Può essere pure che Spalletti adesso mette tutto sulla bilancia, dice però giochiamo meglio e li alterna. Decide con le difese schierate di fare una cosa, con quelli che ti prendono a uomo di farne un'altra. Così si cresce, ragazzi. Solo così si cresce. Vai tranquillo. Ajax che gioca come l'Atalanta, se 2 fa più 2 fa 4 e non dico più niente. Bravo, non dire più niente. Giuntoli. Rachmani pagato meno e non l'altro del Verona strapagato da Kumbulla. Anghissà dalla B inglese, era dalla Serie A, però loro andarono in retrocesso e siamo d'accordo. Lobotka in Spagna avrebbe fatto sfracelli. Kvaratskhelia non lo conosceva nessuno, Kim eccetera. Vabbè, ma Giuntoli è un fuori classe. Raspadori è il nuovo Raspadori. Commento memorabilino di Giuliano, segnatevelo e cerchiamo di leggere più messaggi possibili. Se metto Rachmani e Kim fuori la porta dalla stanza stanotte posso pure sognare tranquillo. Se quest'anno non riusciamo a vincere niente, Guido ci dovrà concedere più di un minuto di collera, almeno 5. Camilla, lo capisco. Lo capisco. È difficilissimo pensare di puntare alla Champions. È impossibile puntare all'Europa League perché è difficile uscire da questo girone con 9 punti. La Coppa Italia. Gabriele, benvenuto. Ci divertiamo quest'anno. La Coppa Jackass. Benvenuto. La Coppa Italia. Poi lo scudetto, mi rendo conto, lo so, è difficile, la politica, le cose, non è facile, credetemi, non è facile, lo so, però come faccio? Io stesso ve l'ho detto, ho detto il Napoli quest'anno ci deve provare, lo so che è un momento di rivoluzione, ci dobbiamo provare veramente, io ci credo veramente a quello che sto dicendo, veramente ci dobbiamo credere e provare, se non succede, non so come... Non ci dobbiamo prendere collera perché questo non era una squadra che è stata costruita per vincere. Cercate di capirmi un attimo, non è una squadra costruita per vincere, è una squadra costruita per ringiovanire, ricominciare e bene, e stiamo andando bene subito, che bello, che bellezza, il percorso, godiamo. Ti guardi intorno e dici aspetta, ma l'Inter sta facendo un inizio così e così, capace che a Juventus così e così, poi ritorneranno gli infortunati. Il Milan è forte, l'Atalanta è tornata. Allora è lì che tu vedi non c'è un padrone e dici Napoli provaci, chissà che succede. Proprio difficile, però che bello anche poterne parlare. È bello anche il poterne parlare, perché non tutti ne possono parlare e noi a ritiro finito avevamo i nostri giusti legittimi dubbi perché molta gente era arrivata alla fine, perché non sapevamo che impatto e perché abbiamo visto delle amichevoli non esaltanti. Quindi è giusto, chi poi aveva dei dubbi, non vi sentite in colpa, avevo dei dubbi insieme a voi. Poi noi abbiamo detto che cosa? Aspettiamo, non giudichiamo subito, facciamoli lavorare, sono dei ragazzotti che hanno bisogno di fare esperienza e ci stanno esaltando. Non c'è altro.
almeno una Coppa Italia. M Quadro, il problema è che sembra che questo sia il top assoluto, come si fa a tornare nel fango? Hai ragione, sarà bravo Spalletti a mentalizzarli, speriamo bene. Quello è il top assoluto, la cornice, il pubblico, lo stadio bello, la Champions. E se Valerio dice che ci divertiamo, allora mi fido, il pompieraggio ogni giorno che passa diventa sempre più difficile, è proprio vero. Ma perché non fare turnover in Champions ora che manca un punto alla qualificazione? Aspetta, c'è l'amico Malquit, vedi Fabio Versatile, il gol di Kvaratskhelia 1-2 con Raspadori è praticamente la fotocopia del gol di Anghissà, 1-2 con Zielinski, ci hai fatto caso, marchio di fabbrica, salutami Guido, lo farò. È proprio vero Fabio, è proprio vero, sono assimilabili senza dubbio. Poi Anghissà era più libero dalla marcatura, Kvaratskhelia ha avuto poi l'uomo addosso e non se n'è fregato proprio. Amore, tesoro, tu mi devi credere. Chi era che faceva questo fatto? Amore, stasera per la prima volta mi è piaciuto tanto Tanguy Ndombi, pure la traversa e l'assist. È vero, caspita, ha fatto tremare pure la traversa, ma ha fatto una bella parata il portiere là. Non proprio, se ricordo bene quel gol di Hamsik, lui si buttò proprio in tuffo, mentre Raspadori mi sembrava un pochino più all'indietro, però me lo devo rivedere. Gioca Sime, gioca Jack, gioca Ciolito, tutti utili alla causa. Comunque giochi, noi dobbiamo scassare, e questa è la mentalità che Spalletti sta cercando di darci. Spalletti sta cercando di dirci questo: io non perdo più il sonno, chi faccio giocare, mi devono fare quello che io gli ho chiesto, e se lo fanno, ragazzi, questi sono i risultati. Che bello. Vogliamo lasciare tutti i 6 cuori azzurri in live? Fate quello che ha detto Polli, tutti i 6 cuori azzurri, tanti like li abbiamo lasciati, vai. Certo che ci dobbiamo provare, ad arrivare ai quarti, mentalità. Esattamente. Un bacetto a Versatile. Il dribbling di Anghissà sul secondo gol di Raspadori, madonna mia, e anche il recupero che ha fatto Anghissà. Ora però, quando torna Simene, non deve fare il titolare fisso se esiste la meritocrazia. Raspadori e Simeone stanno dando moltissime garanzie e io sono d'accordo. Se Cara saltasse la prossima, chi al suo posto? A occhio e croce, se Spalletti ha 2 possibilità, 3, forse 4. La prima possibilità è metterci Elmas, perché lì ci sta ragionando con Elmas lì sulla sinistra. La seconda è mettere Lozano a sinistra e Politano a destra. Non credo, però si potrebbe fare anche questo. Un'altra potrebbe esserci mettere Raspadori lì e poi Simeone prima punta. Non credo, a meno che non abbia recuperato Osimhen. Se Osimhen va in panchina, allora potrebbe anche pensare di mettere Raspadori e Simeone insieme, proprio per non creare il dualismo tra di loro. Capitemi bene, sempre se però hai una punta in panchina, altrimenti non se li gioca tutti e 2. L'abbiamo capito. Questa è una signora squadra costruita per sognare. Grande Olivera, finalmente mi sento sicuro sulla sinistra, adesso occhio a non sottovalutare la Cremonese, ed è giusto. Mucedil, sono appena arrivato e non so se qualcuno ha affrontato l'argomento della cattiveria agonistica, perché quest'anno ce n'è e anche tanta. Vedete con quale sfrontatezza entra Gianoli? Bravi. Sì, entra bene. Telegaribaldi, sì. Perché sì, sicuramente c'è cattiveria agonistica, c'è la concentrazione. C'è tanta mentalità di giocare su tutti i palloni e non li vedo disunirsi, ecco, perché poi arrivano i momenti di difficoltà e il Napoli resta in partita, e questa è la cosa più bella. Perché metto sempre l'Ajax in rosso? Parli dello stemma? Perché io ho trovato, sì, l'Ajax è rosso bianco. Se parli di questo stemma qua, credo che perché così l'ho trovato, poi o bianco o rosso, ma insomma il Bari ci cambia poco. Il gol di Zielinski, come ho detto in preview, mi è piaciuto perché finta di tirare sul primo e invece tira sul secondo, e l'avrebbe potuto angolare anche un po' di più perché noi siamo un po' severi, però segna e quindi ha ragione lui. Sono stato in estate a Castel di Sangro, ho visto le 3 amichevoli, si vedeva già una consapevolezza nuova, le posture, la sicurezza, la corsa sciolta erano segnali evidenti. Rachmani era impressionante. Grazzotto però
non eravamo così brillanti in attacco. Era un 4-3 un po' più prevedibile. Tu mi parli di altre cose, mi parli di consapevolezza, di postura, di sicurezza, di corsa sciolta. Quindi non mi stai smentendo la cosa che durante le amichevoli comunque un po' di preoccupazione l'aveva. È giusto, e mi fa piacere la tua testimonianza che eri lì. Capisco il tuo ragionamento sulla squadra giovane, bisogna essere realisti ed equilibrati, ma di fondo c'è qualcosa, quindi perché no? Io ci credo, Champions e scudetto. Nick, e crediamoci, ma che ti devo dire? Mica ti posso togliere il crederci. E perché non vi voglio far rimanere male? Ma arrivano i cuori azzurri ed è così che sia giusto. Vedi? Brava Polly che ha inventato una cosa. Ah, che bellezza. Only problem ahead might be mental stability. Maybe, Perry, maybe. It's two things. Either we think that we are gods and we are too good, quindi siamo un po' presuntuosi, a little bit of that, or just, you know, I don't want to talk about referees. Più che mental stability, che secondo me c'è, we got that. Also physical stability. Like we cannot have too many injuries. Ma comunque lo capiranno che il comunicato porta sfortuna. No, ma fatene ancora. Vai col pensiero poetico. Io intanto scorrono veloci i messaggi, quindi ragazzi li perdo. Usciamo subito dalla Champions di calcio al campionato. Ah, e come vi è piaciuto questa cosa dei cuori? Brava Polly. Gliel'avete detto al giornalista olandese della conferenza che Spalletti non ha firmato per il pareggio? Bam! Abbiamo vendicato la primavera. Mi piace anche Mike. Lo stavamo dicendo proprio a inizio live. Primavera che cade 5-1 e il Napoli ne fa uno in più. Che bello. Che ha detto zio Bergomi? Che ha detto su Rachmani e Minge, che sono due difensori normali? Ah, allora no! Allora fermi! Allora zio Bergomi si è guardata live e non ha lasciato il like. Prima di tutto la definizione del difensore normale io non me la prendo nemmeno io, ma è di Angioletto. È di Angelo Pierantoni, Giolette, Canzoni di un minuto, il mister. Il difensore normale. Ed era su Rachmani. Io ribatto, normale Rachmani, normale Minge perché non vuole strafare, alle volte si butta il pallone in fallo laterale, benissimo. E io ho aggiunto, Olivera mi sembra un terzino normale, la bellezza dei giocatori normali. Ambe, allora siamo avanti. Io poi non voglio dire che Bergomi del Rock fa purista, che non si guarda le live nostre, però noi abbiamo delle intuizioni. Diciamo che abbiamo delle intuizioni e non ci guardano. Meno 150 like a 600. Mamma mia, dai, ce la possiamo fare. Ma arriviamo prima a 500. Ce la facciamo, Rita? I ragazzi stanno affamati, nuovi, entusiasmati, ok, ma pure Spalletti non ha ancora vinto nulla di forte, quindi pure lui è uno di quelli stellari mostruosi che scende in campo anche se ha 60 anni. No, ma siamo d'accordo, Spalletti deve vincere. Lo aspettiamo, è meglio che vinca con noi. Mi rivedo la replica tra 5 minuti. Bene, Andrea. Che ne pensi di un Gaetano sostituto di Lobotka? Ovviamente non dimentichiamoci di Demme, ma il ragazzo è tecnico e rapido, deve fuori indossarsi fisicamente. Sì, però non me la sento di mettere Gaetano al posto di Lobotka. Proverei con Demme. Oggi ricordiamo che Demme ovviamente non c'era perché non era in lista della Champions, perché era infortunato. Proverei con Demme, altrimenti te lo giochi, te lo sei giocato. Quello che impressiona è la calma nel rimontare le situazioni di svantaggio. Sì, il Bari ha fatto 6 gol pure. Momento di grazia per De Laurentiis. Spalletti si sente uno di loro, uno dei nuovi, esperto di calcio ma vergine di trofei maiuscoli. Vedi? Può essere. Forse sono troppo severo, ma Lobotka e Di Lorenzo li avete tolti prima del risultato. Non sei severo. Anche io, Di Lorenzo subito, ha segnato, via anche lui. E fai giocare Zanò. Ovviamente deve scegliere, se Zielinski effettivamente ha avuto quella botta, capisco subito un Ndombele, capisco non sfasciare tutto eccetera eccetera, poi non li puoi mettere tutti insieme perché poi però capisco, avete ragione. Ci vorrebbe Salemme a dire voi pazziata, speriamo non finisca mai questo teatrino. E arriviamo a 500 like.
Scherzi a parte, mi sembra di vivere l'iniezione di adrenalina ecstasy di Sarri, da non tralasciare il tifo tornato unito e forte delle curve. Non lo tralasciamo, Raul, hai ragione, è una cosa importante, è una di quelle chiavi, una di quegli elementi che servono. Nel Napoli non c'è sostituto di Robot che chissà, e questo mi preoccupa. Dobbiamo sperare che Demme possa far bene al posto di tutti e due, lo possiamo giocare Demme, o che un Dombele, che adesso lo stiamo vedendo vice Zielinski, possa fare, visto che ha un po' più di fisicità, anche l'Anghissà. Più cazzuto, mi dà l'impressione di uno davvero serio. L'anno scorso era più sciolto, comunque Lozano bene, ma il comportamento alla fine no. Che ha fatto alla fine? Non lo so. Si è lamentato Lozano? Fatemelo sapere. Tutto colpa del primo gol a freddo. Comunque sono sempre più convinto che nessuno capisce veramente di calcio, materia impossibile. A che ti riferisci, Giovanni? Non è una materia impossibile, il calcio secondo me è abbastanza semplice. Poi c'è l'imponderabile, ma va bene come in tutte le cose. La prova più grande che dovrà dare Kvara è rendersi sempre prevedibile quando, come ora, già inizia a prendere misure. Ma gliele possono prendere quando vuoi, ma alla fine 1-2 se ne va. Straordinario. È come non sarebbe, mamma mia. No, Francesco, io mi chiedo perdono e venia a tutti. Li prendo veramente a caso, io scorro, cerco di prendere nomi che non ho visto prima per cercare di leggere tutti, ma poi capitano a caso perché si scaricano velocissimi. Devo pure controllare, lasciate like un attimo, devo controllare delle cose perché arrivano dei messaggi e poi non... sì, sono live, puoi rispondere con un vocale e vieni live con me, è l'unica cosa che posso fare. È l'unica. Allora, Simeone ha esultato come se stessimo su 1-0. Sì, secondo me anche per motivi personali, perché secondo me si aspettava di giocare. L'ho detta. Prima 500 e poi 600, 6-1 su tutti i messaggi velocissimi. Con la Cremonese metterei Ostigard per far riposare Rachmani. O un Juan Jesus anche. Ostigard è giovane, Juan Jesus merita. Nel minuto di silenzio iniziale veramente non si sentiva volare una mosca. Quando avremo uno stadio come quello dell'Ajax? Bella domanda. L'ha detta. Non posso sentirmi dire che il discorso Lobotka è al momento il miglior mediano della Serie A, è un discorso futile. Chi te l'ha detto questa cosa? Non è futile, è vero. Sicuramente è vero. Non c'è dubbio in questo momento. Ci attendono 12 partite in 2 mesi. Mettere Demme contro la Cremonese per fare riposare non è rischioso, secondo me è doveroso. Poi deve decidere Spalletti, perché noi comunque dobbiamo vincere le partite. La priorità è vincere tutte le partite, che poi lo sapete, il quando eccetera eccetera, devi mettere punti in cascina, devi dare un segnale al campionato. Contemporaneamente non devi perderti per strada pezzi della rosa, quindi Spalletti deve essere bravo a capire se ce la fanno o no. Stai a casa? Sì, certo che sto a casa. Ma parla in italiano. Con il live, eccetera. I piedi del timpano della batteria. Vabbè, i fatti nostri così, va bene. Poi vediamo. Allora, domanda per te: cosa hai visto tatticamente di particolare che ti è piaciuto in questa partita? Giacomo, ho visto quasi una costruzione a 3,5. Ho visto di nuovo la costruzione a 3,5 con Oliveira che naturalmente sta più avanti. Non so se avete notato, molto spesso Kim quasi in posizione di terzino, Rachmani centrale e Di Lorenzo che aspettava un attimo. Quindi si creava quel 3, perché devi sempre averne almeno 3 quando uno scende e poi viceversa. Quindi questa è una delle cose che ho notato di più. Poi ho notato che Zielinski a volte è venuto anche a destra a prendersi palla, ho notato la classica di Raspadori che viene incontro eccetera eccetera, ho notato che Lozano si è destreggiato bene, perché di destro si è destreggiato, e che insomma sembrano movimenti collaudati. Buonasera Gabriele. Un bacio azzeccoso a te e a tutti i bellini. Questo Napoli è coraggioso, cazzimoso e concentrato. 3C, seppure pieno di ragazzi freschi e inesperti, tutto frutto del lavoro di Spallettone. Mancano 8 like. Parte uno Spalletti out che sicuramente è sarcastico. Elmas umile gli ha dato la mano.
Lui arrabbia, ah sì, Lozano? Toglie la mano, purtroppo il video non l'ho visto, ma ho visto un'immagine dove il messicano mette una mano nel petto del macedone, certe cose, questa va rivista. Va rivista. Guido, dove sei? Me lo chiedo anch'io, io gli ho lasciato il link, credo di sì. Io poi non so se ci sta o meno, io glielo lancio, poi può essere pure che c'ha a che fare. Tutto può essere. Oggi non ci siamo mai iniziati a piacere troppo, sempre concentrati e non abbiamo mollato fino alla fine. Ok, abbiamo capito questo fatto così. Raspa il nuovo Totò di Natale, lo hanno detto anche questi. Sì, mancano 5 like. Secondo me Gaetano lo possiamo provare per un po' di minutaggio. Se regge e botta fisicamente, tecnicamente non è niente male. Se con la Cremonese pareggiamo, parte lo Spalletti out, sicuramente sì. Perché poi si dirà questo era l'esame di maturità con le piccole che si chiudono. Non sappiamo oramai come si parla nel calcio. E continuiamo a leggere i vostri messaggi. Se ipotizzassimo grande turnover, 7-8 giocatori tra quelli che vedono poco il campo affamati e in voglia di dimostrare per evitare cali dopo questa grande prestazione, credo di no, Raul. Credo che 7-8 sono troppi, perché se poi rischi di perdere identità e non dai delle certezze ai nuovi che inserisci, se poi stecchi con la Cremonese, di nuovo Spalletti sulla graticola, perché hai fatto così, l'avevi già fatto con il Lecce, eccetera, eccetera, quindi non credo si possa fare 7-8. Non credo si possa fare 7-8. Oltretutto Spalletti la pensa così, siamo a inizio stagione, ce l'ha detto più volte, quindi ancora non abbiamo un accumulo di acidi lattici dove praticamente lui pensa che siamo a rischio infortuni, eccetera, eccetera. Quindi non credo ci sarà un turnover così selvaggio. Sta creando il laboratorio il futuro centravanti della nazionale. Mancini ringrazia. Comunque tutti come Caressa che in telecronaca dice allo zio: ora prendo la tua carta di credito e compro il biglietto per la prossima con l'Ajax. Vincenzone di Guida, un bacione gigante a te. Un titolo da film per una serata come questa? Domanda per Guido e ce la conserviamo. 500 like e siete bellini. Raspadori è un nuovo Quara. Zielu ci dicono botta al polpaccio. Mandato l'immagine su Instagram, grazie, così vediamo questa cosa. Ah, ci sono vari fotogrammi. Però Lozano sembra, nella prima cosa sembra sorridere. No, ma secondo me mi bussano. Sembra sorridere. O non lo so se mi bussano perché qualcuno sta bussando alla porta oppure no. Ah, può essere che stanno aggiustando delle cose. Va bene. Io non lo so. I rumori. Avete sentito i rumori? Chi è? Stanno aggiustando perché non funziona tanto bene il... come si chiama? Il radiatore qua, il termosifone. Ecco qua. Allora, i rumori, scusa Vale, ma ero emozionato, non sentivo l'audio. No, non è colpa tua, Salvo, io lo dico, lo ripeto a tutti quelli che poi si vedono la live lo sanno. Quando io posto la reaction o posto qualsiasi video, se voi siete velocissimi, io poi non posso aspettare che tutto sia completo, che YouTube mi dice vai, via liberi, io posto appena è pronto. E appena è pronto io posto, YouTube non ce la fa. Siete troppo più veloci di YouTube e quindi non ha ancora finalizzato l'audio e capita questo, ma voi potete poi riaggiornare la cosa e si sente l'audio. Mi bussano. Ma veramente ci siamo scordati che ira di Dio e Osimhen? Giusto, Gennaro? No, perché è giusto ricordare. Radiator, guarda che è un macello, nella mia mente c'è un macello. C'è un vero e proprio macello. Quindi fatemi dire a Tony che comunque messaggiami, se no me lo perdo. Che ragazzi, poi che fare chi è? Sono Jacopo. Ma la gente che chiedeva l'esonero di Spalletti l'anno scorso perché non ci ha portato lo scudetto dimenticando l'obiettivo, anzi la timida speranza era quella di rientrare dalle prime 4. Ti abbuscano. Ma quindi vale che è successo? Che ti sembra la foto? Secondo me no, ragazzi, non lo so, hai ragione che mi hai riportato sulla cosa. Dalla prima immagine, questo poi è spazio Napoli, non riesco a zoomare, non si può zoomare niente perché vedi, poi il verde
del campo diventa trasparente e li mettiamo nel San Paolo. Dalla prima immagine mi sembra sorridente Lozano, poi dopo si arrivano a una cosa fisica, ma fisicamente anche quando siamo felici ci spingiamo le cose. Non credo, non lo so, dovremmo vedere veramente non tanto i fotogrammi ma quanto il video proprio. Se qualcuno poi me lo manderà lo analizzeremo. Lozano era sorridente nell'ultima partita contro il Torino, ricordiamo, parentesi che ci fece notare Guido. Su Elmas io so che sta un po' più meno soddisfatto, ecco, perché sta giocando di meno, eccetera eccetera, però se Elmas sta tranquillo e Lozano lo spinge, vuol dire che non credo che ci sia niente, veramente non credo che ci sia niente. Lozano con Elmas. L'altra volta dissi Ndombele ha la passione per il calcio, oggi penso di essermi convinto di sì. A me pare solo transagonismo. Sì, il momento della partita, ma può essere, non credo. Portano Ielles cristiani, ciucciuettole, ci serve un altro allenatore domenica che dice so come fermare Kvara, così gli altri ne fanno 3 o 4 alla volta. Sì, perché se poi tu fai la gabbia su Kvara, come li prendi agli altri? Ridendo e scherzando sono già 6 milioni di cassa, perché vincere le partite europee porta soldi, è giusto ricordarlo. Comunque spero che qualcuno abbia fermato Zambò, capace che tornava a Napoli a piedi, e io mi sa che devo ringraziare Mario Cutolo, fermi tutti. Super sticker, che mi potete dire voi che cos'è. Io posso vedere l'entità di una donazione molto generosa direttamente in dollari, perfettissimo. Un abbraccio gigante Mario, grazie infinite. Squadra cinica abbiamo detto di no, Luigi. Cinica no, perché abbiamo sprecato molte occasioni, dovevamo fare più gol, una squadra bella, spettacolare, concentrata, ma cinici oggi no, cinici più con il Torino, con il Liverpool, oggi no. Pure con il Liverpool abbiamo fatto le cose, ma oggi cinici proprio no. Grazie Mario, come diceva anche Benigni, che lo diceva. Vale, quando ci fai conoscere la tua dolce metà, Angioletta, a parte che è già apparsa, i più attenti l'hanno già intravista, poi chi mi segue su Instagram non c'è bisogno. You are amazing, lo sticker, you are amazing, siete carini a farmelo sapere. Faranno gli highlights di 23 minuti, se voi vedete la mia reaction, è uscita forse la reaction più lunga della storia di questo canale, siamo arrivati a 16 minuti, tutte cose importanti. La vera differenza che noto quest'anno dagli anni passati è un'idea di progetto societario, anche se non condivisibile, ma è chiaro e fa bene alla mente dei giocatori la chiarezza. Il progetto societario era chiaro, Angelo, cioè bisognava rifondare, ringiovanire, abbassare gli ingaggi. Spalletti è stato chiarissimo, ci ha detto quelli che erano le cose della società, e poi l'impatto di questi nuovi che guadagnano di meno, che sono più giovani, è stato ottimo, quindi va benissimo. Non si poteva sperare di meglio. Il progetto era questo, poi che si venga a dire faremo di tutto per vincere lo scudetto, così adesso qualcuno sta usando quella frase per attaccare poi quelli che non ci credevano, eccetera eccetera. Non c'è dubbio che era una frase che al momento lo stesso Spalletti non ci credeva tanto e fece quella faccia, dice tu mi vai in questa gatta da pelare quando ancora non abbiamo completato il mercato, eccetera eccetera. Però gli assi nella manica Giuntoli li ha cacciati, e ne aveva anche altri perché li abbiamo saputi, e sta andando tutto bene. Luca Gison, partita memorabellina. È bello sentire gli elogi per il Napoli da cronista tedesco di DAZN. Vedi? Mi sbaglio, o rispetto all'anno scorso Anghissà arriva molto più spesso al limite dell'area avversaria, è devastante. 2 considerazioni: secondo me lui è più consapevole della sua forza contro gli avversari, si è reso conto che può andare pure in avanti e recupera, non c'è problema, è consapevole della concentrazione dei compagni, quindi se lascia un po' così Lobotka ci pensa lui. 4-3-3 rispetto al 4-2-3-1 è un po' più libero di andare come mezzala rispetto a centrocampista nei due, come molto spesso l'abbiamo visto Anghissà Fabian, Anghissà Lobotka, nei due è un pochino più libero di andare. Allora, siamo talmente europeisti che la von der Leyen ci ha votato alle elezioni sperando fosse un partito politico.
E io che sono dovuto andare a cena, lei stasera bellissima, però che cazzo. Però te la puoi recuperare la partita. La bellissima probabilmente dovevi andare a cena subito e hai fatto bene. Mi sono collegato soltanto adesso, è stato già detto, Mediaset ridicola che parla per 45 minuti dell'Inter e 2 minuti del Napoli. Lucio, me l'hanno detto. Tentare di rubare palla allo bot che dovrebbe diventare uno sport estremo. Diceva mio zio quando stavo ubriaco, va chian cava che press, per i non napoletani significa va piano che vado di fretta. Questo è quello che sta facendo il Napoli. Vedete? Poi ci aiuta anche la cultura. Intanto Spalletti in conferenza si è lanciato in una tirata di orecchie esasperante sulla mancanza di generosità in campo da parte dei suoi ragazzi. Mancanza di generosità. Sarà interessante vedere le interviste. Se recuperiamo Ndombele non ce n'è per nessuno a centrocampo. Da Leeds, Inghilterra, forza Napoli. Pasquale, benvenuto. Spalletti a 60 anni è cambiato in meglio e si è rimesso in discussione. Il suo segreto: fa le cose semplici e belline. Ma sei un suo consigliere, Mario? Ma magari, ma quando mai? Io posso solo semplicemente ascoltarlo. Pendo dalle sue labbra quando ci parla di tattica, pendo dalle sue labbra quando vedo delle cose che ci ha spiegato come idee e le vedo fatte e mi emoziono tantissimo. Vi dirò la verità, io ieri mi sono rivisto un'intervista vecchia di Spalletti che era ancora allenatore della Roma, la famosa intervista alla trasmissione La partita perfetta, dove Spalletti ci parla molto di tattica e ho notato delle cose, ci parla del Napoli di Sarri, ci parla di un sacco di cose belle. Alcune cose sono ancora le sue idee, altre cose sono cambiate. E questo ti fa capire che Spalletti, poi c'è stata la pausa, c'è stato un momento in cui non ha allenato, è cambiato il calcio perché ci sono le 5 sostituzioni, Spalletti si è aggiornato, ha studiato, Spalletti non smette di studiare e ha studiato come il calcio si sta evolvendo. Ma il discorso della fisicità già ce lo aveva in mente all'epoca, parecchi anni fa. Pensi che Raspadori come sottopunto in un 4-2-3-1 sia sprecato? Assolutamente no. Penso che possa fare bene, se non benissimo. Ci saranno momenti in cui servirà anche quello con l'aggiunta di un altro attaccante. Ci puoi mettere Simeone, ci puoi mettere Osimhen. Se hai i due centrali in grande forma come Anghissà e Lobotka, secondo me te lo puoi permettere tranquillamente. Devo prendere i piedi del team perché ho venduto la partenza, perché sì, sto parcheggiato sotto casa, vedi le cose. Sì. Devo fare. Buonasera, però Spalletti una risata in conferenza e di più no. No, evidentemente sta in una fase talmente tosto Spalletti che va bene così. Credetemi, va bene così. Non può abbassare la tensione e sta cercando di insegnare qualche cosa all'ambiente. Evidentemente non è felicissimo dell'ambiente giornalistico, dell'ambiente no. Il Liverpool non è in forma, l'Ajax è scarso, il Milan non è un granché, ma voi volete vedere che se becchiamo il City e lo battiamo facciamo diventare Holland un El Kaddouri e De Bruyne un Michu? Buonasera Valerio e tutti i belini, sono saliti pure i pompieri sulla giostra. Zambò stasera si è levato subito le pantofole per mettere un anfibio e un mocassino. Bello. Volei sottolineare il lavoro difensivo di Lobotka. Sì, Fabio. Ha pure acquisito velocità nel rincorrere gli avversari. Non mi sembra reale la lentezza di 2 anni fa. Cosa fa qualche chilo in meno? Non solo qualche chilo in meno. Ricordo una cosa. Psicologicamente ho le chiavi no, di disturbo. Va benissimo. Ma puoi pure salire, ma non fa niente. Psicologicamente. Ricordiamo che all'epoca Bobot aveva maretta con la fidanzata. Non è da sottovalutare questa cosa qui, perché poi tu torni a casa, già non giochi, già stai un pochino sovrappeso, eccetera, eccetera. Torni a casa e moglie o la tua ragazza sta in gol. Poi serve la fiducia anche assoluta, serve la fortuna, serve il quando, che si fa male Fabian e poi entra lui e nel quando lui fa subito bene, guadagna fiducia. Vedi che è importante. Sta facendo sul canale 34 i 2 maghi del pallone. Ciccio Ingrassia si affida al mago KK, interpretato da Franco Franchi. Coincidenza? Non credo proprio. Kvara da valutare, perché la botta sulla caviglia secondo me l'ha presa forte. Un po' regista, un po' trequartista e un po' mediano, perché bene anche in fase difensiva.
certo. Il punto chiave è il pressing alto che stiamo effettuando benissimo. A sentire Micio mi è salito un brivido. Giovanni, lo scrivevo su Telegram, ma se vendiamo Osi ci indeboliamo oppure guadagniamo diversi milioni? Sicuramente guadagniamo diversi milioni, ma dobbiamo vedere quale squadra ha veramente intenzione di spendere quelle cifre di cui si è parlato, che sono cifre clamorose, e non lo so, sinceramente. Per un giocatore che secondo me ha delle grandi potenzialità fisiche straordinarie, che però è una testa particolare come carattere, dobbiamo dirle tutte le cose, tanto non ci sente nessuno, si potrà dire, come carattere particolare, e non c'è dubbio, è ancora molto giovane e non c'è dubbio, quindi si spende sui giovani, ma se ci credi caratterialmente. E poi purtroppo il fatto che si infortuna è una caratteristica di Osimhen. Quindi un giocatore che si infortuna così tanto, non so quante squadre hanno intenzione di spendere 70 e passa milioni per Osi, non so. Meret, capitano, lo sito di Lorenzo, ne dovevamo parlare, molto carino anche quello, molto carino il passaggio di consegne, poteva farlo Rachmani, poteva farlo Meret, molto carino, e ti fa capire anche quanti nuovi c'erano in squadra. Sempre Forza Napoli. Gabriele Kvara dopo il colpo durissimo fa quel gol, ma di che parliamo? No, ma veramente, ma quella è poi l'incoscienza proprio del 21enne, forte fisicamente, veramente veramente straordinario Kvara. Gli unici 2 scudetti vinti da Spalletti li ha vinti nel campionato che fa 2 mesi di pausa invernale. Sì, vabbè. Però lo Zenit è una squadra top del campionato russo, non credo. Vabbè, è una bella considerazione, però le considerazioni non banali a me piacciono. Ma perché dobbiamo vendere così bene? Infatti no. La cosa più bella da una vittoria del Napoli è stare in vostra compagnia, anche in caso di sconfitta, ma meglio quando si vince, senza dubbio. Il dottor Gentile io lo aspetto, ma magari ci aveva a che fare perché non lo vedo online e quindi non lo so, ragazzi, noi stiamo ancora un po' tra di noi, poi tra un po' ci salutiamo, perché mi rendo conto pure che è tardi, per voi è tardissimo, io sto tutto in brodo di giugno, è pomeriggio, sera, quindi ci divertiamo. I passeri Tony Med sempre con queste, cioè, per me manca un vice Kvara per farlo riposare, o peggio se si dovesse, no, lo finisce in meno di dire. Sì, in questo momento ci vediamo Elmas lì, ci può giocare Lozano, ci può giocare Raspadori, queste sono le scelte, ovviamente nessuno è come Kvara, proprio come caratterizzazione del ruolo. 530, a occhi e croce possiamo arrivare a 5,50 in live, che non è male per essere anche l'orario che è. Lo Zenit non è così top, 8 campionati russi e 1 sovietico. Interessante come statistica, questo non lo so, la storia dello Zenit, però credo che poi negli ultimi tempi era poi cresciuto come importanza economica. Non lo so, io sono in brodo di giungere, non lo so, non riesco a pensare allo Zenit. Il Bobot ha avuto anche problemi di salute. Quale tardi? Io sono il mio lettuccio in quel di Londra col cellulare. Andiamo avanti ad oltranza. Facciamo le 3 di notte, chi se ne fotte, bellissimo. Ma quanto è bello essere tifosi nella... Veramente è bellissimo, Carmine. Ed è bello anche, ricordiamocelo, anche nelle sconfitte, eh? Lo so che poi ci facciamo i momenti di gol, ci intossichiamo, le sconfitte che non le vogliamo sentire, però queste vittorie così roboanti sono anche inaspettate, perché questo è un record assoluto, quasi fa la storia. Ricordiamo che queste cose non si sono mai viste nel Napoli, e ricordiamo che oltre ai fasti di Maradona, quando così Napoli in Europa, poca roba, sì, abbiamo fatto quei 12 punti che abbiamo capito, ma è un unicum che ci dobbiamo godere proprio nel momento, e quindi è più bello ancora. Queste vittorie qua, da tifoso del Napoli, secondo me è più bello ancora. Vittoria Zenit 2007-2010, vedi. Allora vuol dire che negli ultimi anni è diventata top rispetto, non è una squadra storica. Ti immagini la serie Amazon sul Napoli quest'anno? L'avrebbe vista chiunque, secondo me c'è curiosità attorno al Napoli, sento odore di crescita, spero non sia solo una sensazione. Sarebbe stato straordinario, però loro lo preparano prima, lo decidono prima, e noi abbiamo i contatti con Amazon, se non buono fa. Federica Spinelli, benvenuta, iscrivetevi al canale come Federica, vedi? Trovi il canale Telegram per le notifiche in descrizione, non è solo per le notifiche, perché lancio i sondaggi
sul canale Telegram e ci divertiamo. Spalletti mi sembra abbia bacchettato Kvara o mi sbaglio, non lo so se l'ha fatto verbalmente, ha richiamato un po' tutti, allora, ho sentito richiamare anche Ndombele, ho sentito richiamare anche Di Lorenzo, Spalletti è sul pezzo, poi in conferenza con più calma, con meno adrenalina, sa dove deve pungolare, sa dove deve lanciare dei segnali. Politano torna subito titolare, un'altra partita per Lozano dopo oggi. Secondo me è plausibile un'alternanza. Non mi pongo il problema. Come non se lo pone Spalletti, non me lo pongo io. Su quei due, su altri me lo pongo. Ci sono commenti che dicono che possiamo fare a meno di Osimhen. Calma, con lui in forma abbiamo un arsenale incredibile. Spalletti lo farà giocare insieme a Raspa o Simeone. Il 4-4-2 lo fanno già. Allora, sul 4-4-2 sì, simile al 4-2-3-1 sicuramente. Credo Osimhen e Simeone più difficile se non sta in svantaggio, ma sicuramente insieme a Raspadori Osimhen secondo me lo vedrei. Spalletti vuole sempre che Kvara accentri, stia stretto per creare i famosi 3 contro 3 e non gli 1 contro 1. Questa ce l'ha spiegata bene, se Kvara non lo capisce glielo deve ripetere, non c'è dubbio. Ciao Gilles Gallon, bravo people napolitano. me la pongo. Devo farti sinceramente i complimenti. Canale che tratta il Napoli Calcio con analisi delle partite fatte come Dio comanda. A mio parere sei migliore a Tema Napoli su YouTube. Ferdinando, grazie mille per le belle parole. Faccio il possibile, lo faccio con estrema passione. Spero di farlo anche con una certa velocità, ritmo, ironia, perché poi non ci dobbiamo prendere sul serio. A me fa piacere che poi c'è una community di livello che mi dà anche degli spunti che non mi arrivano naturalmente e ci divertiamo. Scusate, ma voi non preferite avere il frigo pieno con tante cose buone fra cui scegliere? Penso pure Spalletti quando si gira in panchina e vede le alternative in attacco, mo che torna Os, ma senza dubbio ragazzi, ma non scherziamo proprio. Ma il canale Telegram per commentare e parlare con te come funziona? Allora Daniele, il canale Telegram è per sondaggi e notifiche, poi c'è il gruppo Telegram che io ho dedicato agli abbonati per dare un ringraziamento tangibile del loro supporto mensile, insomma, che loro sono tanto carini, e quelli della prima ora, c'è gente abbonata da 25 mesi per esempio. Massimiliano Zuccaro parla poco perché c'aveva anche lui il che fare, ma è abbonato da 25 mesi e quindi anche in tempi non sospetti, quando il canale era piccolissimo, era un omaggio che volevo fare agli amici che mi supportano mese dopo mese, ed è un'attenzione, roba di nulla, però almeno ci divertiamo e ci mandiamo anche le gif. Non hai la sensazione che sia cambiata la mentalità e che i giocatori stanno sul pezzo e hanno fame di vincere? Sì, vabbè, mo ti rispondo come Spalletti, dobbiamo poi dimostrare i comportamenti corretti, li dobbiamo dimostrare partita dopo partita e lo stiamo facendo, quindi io mi godo questa cosa qui, ma ancora ci sono delle sbavature, perché poi Spalletti ti dice questo, ancora ci sono dei momenti, vedi quel gol preso non lo dovevamo prendere, subiamo un 1-2 che non dobbiamo subire, se poi la fisicità ce la devono mettere quelli là più piccolini eccetera eccetera. Sì, comunque io mi sto divertendo tantissimo, la fame di vincere la vedo tanta convinzione e ripeto, la parola d'ordine secondo me oggi è concentrazione, li vedo concentrati, li vedo tutti concentrati. Purtroppo Osi tiene un bel carattere, vediamo come si comporterà alla prima panchina oppure alla prima sostituzione. Sono d'accordo su questo Giovanni, sono d'accordissimo, è una capa fresca. 550 like, perché nel frattempo noi stiamo vedendo un Simeone che si mette là, entra, fa il suo dovere e non dice una parola, e questo è importante. Elmas entra, fa il suo dovere e non dice una parola. Poi noi abbiamo una sensazione, Lozano, un po' come, vediamo un pochino se ci dà questa sensazione qua, però vediamo, sappiamo che Osi è un carattere particolare. 550 like, siete carini, ma infatti Spalletti con Sky ha già parlato della partita contro Cremonese e ha fatto bene. 1-6 uanimo operatorie, ma un possibile prolungamento di Spalletti come da contratto? Beh, direi che ora sia la cosa più sensata per entrambe le parti, spero non gli stiano pesando troppo le ostilità ormai passate. È un tema giusto, si lavora a vista, può essere anche che Spalletti non voglia, può essere che Spalletti voglia
andare avanti di anno in anno. Lui ce l'ha detto, ha detto questi contratti lunghi non mi interessano più, è meglio fare di anno in anno alla mia età. Può cambiare idea, può smettere, può avere un'altra offerta da un club che gli piace di più, può essersi scocciato della mia, perché lui ci ha detto io ho allenato Inter e Roma e nessuno fa come fate voi, presidente compreso, quindi tutta una serie di cose. Daniele Primasso, e allora benvenuto, e come abbonato mi devi scrivere su Telegram @ValerioFluido, mi trovi su Telegram e io ti aggiungo al gruppo dedicato agli abbonati. Grazie mille, cara Daniele. Allora, rinnovate Giuntoli, che abbiamo saputo da Repubblica, quindi ci fidiamo, fonte autorevole, scadenza 2024. Quindi, scagionato il perderlo subito. Stanotte gli fanno ritrovare la palla sotto casa. 350 amici bellini a luna di notte, beh, che dire, la community di Azzurrofudo is on fire. On fire, letteralmente on fire. No razzismo, rispetto ai simili, mettiamoci in chat, ed è proprio così. Nightbot, non c'è bisogno nemmeno più di dirlo. Siamo stati solidi tatticamente, tecnicamente, fisicamente, ma soprattutto mentalmente. Merita una partita. Sapete che l'altro giorno guardavo un video sull'Inter e c'è chi ha detto siamo fragili mentalmente. Io ho detto ma come? Quella era una cosa del Napoli. L'Inter è fragile mentalmente. Pensano poco. Grazie Angela, sei sempre carinissima. ADL sabato sera dopo il Torino alle 11 era al Britannic, il prolungamento di Spalletti è già in cantiere, penso. Interessante. Vediamo, perché quando ci hanno parlato De Laurentiis è andato a casa di Mertens per il contratto, era tutta una finta. Quindi ne parliamo ovviamente a firme fatte. Secondo dell'entusiasmo e la voglia dei nuovi che non hanno precedenti con chi è andato via, sta anche un po' trascinando. Sì, secondo me sì, Valentino. Secondo me sì, oltre all'apporto tecnico, sì, secondo me sì. Zielinski si lascia, capito, coinvolge, perché poi Zielinski non è che è uno che ti prende e ti trascina. Zielinski all'interno di una cosa che funziona bene è bellissimo anche lui, ma non ti cambia la storia di una partita o una squadra da solo. Però all'interno di una cosa che funziona o entusiasmo si fa coinvolgere anche lui, secondo me sì. Grazie ancora Daniele. Ciao Giulio, 560 like, siete fortissimi, siete alla grande. Saresti un grande stand up con me, ma magari. Io da quando mi sono trasferito in America lo stand up è una cosa fissa che guardo tutte le sere, mi piace tantissimo, ma anche lì c'è dello studio dietro, non è facile. Hai notato la qualità tecnica della finalizzazione di Simeone e poi quei sorrisoni sono troppo belli. Ho visto tanta anche, non dico rabbia, ma insomma tanta grinta, ecco, da parte di Simeone in quell'esultanza, però ha fatto proprio un gol da centravanti. Ha fatto il fatto da centravanti, senza alcun dubbio. Spalletti in conferenza ha chiesto ai giornalisti di non esaltare troppo Kvara, e ci risiamo, che in 2 occasioni è stato egoista andando al tiro scarso invece di dialogare autorizzando i compagni all'egoismo. Vero, Grazzotto, vero, non posso dare torto a Spalletti. C'è stato un'occasione, forse un paio di occasioni, dove Kvara è andato fino in fondo e ha tirato, una l'ha tirata da troppo lontano e una si è fatto tutta la cosa e poi l'ha ciccato. Ho scritto Kvara cicca, ho scritto proprio Kvara cicca. Ha ragione, il ragazzo ha 21 anni, deve capire tutte le cose, nel frattempo però segna sempre. Quindi io, mentre è giusto che il padre, la figura paterna di fratello maggiore o proprio di paterna di Spalletti gli tiri le orecchie per farlo crescere, per stimolarlo, noi godiamocelo perché comunque è una bestia. Ajax, tu che hai perso 6-1 finendo in un budello oscuro, nata a voto puluzzato per vedere che è più sicuro. Probabilmente stavi guardando il canale di... Sì, era lui che diceva il fragili mentalmente, il buon Neschio sta in fase di sofferenza, lo capisco. Arriviamo a 600 like in live e sto. Una riflessione per i collezionisti, sono già 7 le maglie usate quest'anno dal Napoli e solo il 4 ottobre, mamma mia, già 7. Sì, perché poi hanno fatto uscire quella di Halloween subito, senza aspettare Halloween, proprio tutto ottobre con la maglia di Halloween. E questa di stasera, io vi devo dire la verità, mi piace.
Mi piace. Sarà che manca uno sponsor e quindi già uno sponsor solo è meglio. Sarà che il rosso sul grigio sta meglio che sull'azzurro. Sarà che l'azzurro ci sta e il grigio è comunque di una certa eleganza. Sarà che mi ricorda quella maglia Macron con Cavani, Aronica, eccetera, eccetera, che era la mia preferita, perché il grigio e l'azzurro stanno bene. La Diadora pure lo sapeva. E quindi mi piace assai questa qua. Chissà se la mettono subito in vendita oppure no. Non voglio sputare nel piatto in cui ho mangiato per 10 anni, ma per me Kvaratskhelia è stato, almeno per queste partite, un upgrade rispetto ad Insigne. E non si fa peccato a dire così, Gennaro. Non si fa peccato. Perché noi non dobbiamo entrare nel loop mentale di dover fare per forza il paragone e se facciamo un complimento al nuovo stiamo offendendo il vecchio. Assolutamente. Io... vedete il 7 che ho dato a Raspadori, allora io innamorato di Mertens che dovevo fare? Dovevo essere parco di voti con Raspadori nella partita precedente perché se no esaltiamo Raspadori vuol dire che no, io amo Mertens, lo amerò fino alla fine della sua carriera e oltre per quello che ci ha dato eccetera eccetera, ma se Raspadori sta facendo bene e può diventare il nuovo Raspadori, perché deve diventare il nuovo Raspadori e non il nuovo Mertens, lo si esalta per quello che merita in campo. Kvaratskhelia va esaltato per quello che ci sta facendo vedere in campo. Capisco il paragone perché su quella fascia dove Insigne era titolare inamovibile, ad oggi Kvaratskhelia è titolare inamovibile, quindi capisco il dover fare il paragone. È un giocatore molto diverso, è un giocatore di 21 anni, è un giocatore che sembra fare già la differenza. Si può dire, penso che si può dire. E Zambo chissà che giocatore. Luswin, tra l'altro, immagina ricordare, non mi ricordo mai, Riccardo, non mi ricordo mai di scriverti per la questione del sito che devo controllare, ti devo dare le chiavi del sito e mi devi dare una mano. Domani vediamo se ce la facciamo. Ti bacio forte nel frattempo. Spalletti sta insegnando le cose belline non solo ai giocatori ma a tutto l'ambiente, incluso società, giornalisti e tifosi. Speriamo di essere recettivi. No, davvero, i tempi comici straordinari, raffinatissimi. Giulio, io ti ringrazio, questo è un complimento che io giro al mio babbo, perché mio papà è attore e regista e quindi questa è una cosa che farà sicuramente piacere a lui. Ti ringrazio. Ci portiamo avanti un attimo. Chi facciamo ruotare con la Cremonese? Gli Acciaccatelli e con chi? Dobbiamo vedere chi sarà fisicamente Acciaccatello. Sicuramente un indiziato sarà Zielinski e quindi Zielinski lo puoi sostituire con Elmas o con Dombele. Un indiziato può essere lo Zanopolitano, sempre per questa alternanza così, sempre la solita alternanza Mario Rui Oliveira, ce la dobbiamo chiedere. Ancora non credo che si possa fare a meno di Anghissà e Lobotka, però vuoi dare una chance a Dem che è ritornato e fai riposare un attimo Lobotka? È plausibile. Vuoi dare una chance a Zanoli? Già diventano troppi e vado come a Messico 86, come a quest'anno 2022. Ascoltate Messico 86 a tutto volume in macchina. Ecco, io l'ho ascoltata ieri a tutto volume in macchina, è proprio bella. Secondo me la trovate su Spotify. Valerio Fluido Celentano. Dai, possiamo fare veglione, tanto chi va a dormire stanotte? Ma io se non succede niente vado avanti. Poi non lo so se Guido c'è o non c'è, ma lo aspetto con ansia, ma se sta facendo pure tardi probabilmente è andato a fare il che fare suo. Sì, Osimhen o Simeone contro la Cremonese, io credo che Osi va considerato ancora non è pronto secondo me, quindi immaginiamocelo magari in panchina quando sarà pronto e non dal primo minuto. Non c'è bisogno in questo momento di rischiarlo, quindi immaginiamo Simeone o Raspadori ancora, perché Spalletti questo ci sta facendo capire, e Osi entra in una partita già avanzata dove gli avversari sono già, perché lo picchiano, e la punta centrale lo picchiano e quindi non è bene che venga picchiato. Il Ciolito ha pure pubblicato quel post bellissimo di lui piccolino allo stadio dell'Ajax vedendo la partita del Pamò. Che tenerezza, oh, che bellezza. Per quanto abbia ragione Spalletti, mi chiedo quanto servano questi cazziatoni in diretta mondiale. Non lo so, lo sapremo a fine carriera, quando Kvara dirà però mi è servita, però se potevo stare zitto. Non lo sappiamo. Poi lo sappiamo che Spalletti è comunque uno che cerca di essere il protagonista del gruppo e non ama, ma questa è storia della sua carriera, non ama che uno poi prenda troppo le luci della ribalta. Questo si può dire di Spalletti, no? Mertens, Totti, Icardi, si può dire.
penso di non fare torto a nessuno. Avrei voluto vedere un rigorino, finalmente una posizione semidecente da parte di Elmas, bravo Carlo, peccato non ci fosse Kvara in campo. Si veste Carla da pompiere, il grigio sta bene su tutto, Rita si veste da Grisù e Mauro Garofalo, la maglia di stasera a tratti sembrava quella di... Ah, vedi, Mauro, però tu sei attentissimo e saprai che l'ho scritto non solo nel gruppo degli abbonati, ma lì 3.000 messaggi e quindi te lo puoi essere perso e non c'è problema. Ma in reaction mi pare di averlo detto, quindi vattela a recuperare dopo. Buonasera, arrivato in ritardissimo, però recupererò anche la prima parte. Bravo Ray Shax. Posso dire una cosa troppo azzardata? Kvara ricorda proprio Johan, non è azzardatissima, lo capisco per tipo di movenze eccetera eccetera. Ho visto dei video di George Best ed è molto molto simile a George Best, quindi ci sono parecchi paragoni che si possono fare. Godiamocelo. La maglia grigia di quel vibe, sì. Alessandro Fiore pare un Napoli formato anch'issa, calmo e con personalità in ogni situazione, pare avere tutto sotto controllo sempre. Negli anni passati invece somigliava troppo all'Insigne, emotivo e altalenante. Secondo me questo di Alessandro Fiore è un commento di una maturità secondo me favoloso. Questo è un commento memorabellino favoloso, che non stiamo dicendo niente, non stiamo offendendo nessuno, ma così mi sembra un'analisi giusta. Bravo Fiore. Su 4 like per ognuno dei 6 gol del Napoli, arriviamo a 600. 4 like, ragazzi. Calo la pasta stasera? Facciamo il veglione? Poi mi dicono che non so cucinare, che faccio la carbonara con la cream. Buonanotte Francesco. L'euforia va bene, la gioia pure, la comunione di Bellina, ma sti like che volete mettere o no? Dai. Sono scarso in matematica, perché manca un punto per la qualificazione? Chi l'ha detta questa cosa? Io pure sono scarso in matematica. Che ha fatto il Liverpool? Vabbè, mo gli amici, mentre io controllo, gli amici Bellini già mi rispondono, ma non credo. Non credo proprio. Il Liverpool ha vinto, di conseguenza io ancora non mi capacito, ti aspetto. Ancora non mi capacito che tra 7 giorni con tutte queste partite da giocare speriamo che i ragazzi tengano non solo ma anche fisicamente. Giusto. Lozano partita consistente, deve solo segnare per cominciare a giocare a altissimi livelli come gli altri. Non ha trovato la divisa da pompire. Allora, vediamo un attimo il table, nel frattempo che sono arrivato adesso, vedi, io voglio leggervi tutti. Se fossi io Spalletti farei giocare Zanoli la prossima, perché non possiamo rischiare che Di Lorenzo non possa reggere. Tu che ne pensi? Lo dico da 2 anni che almeno ogni 8, non dico ogni 10 partite, un riposo lo deve fare. Allora, l'Ajax abbiamo fatto 3 partite, ok? Mancano le 3 partite del ritorno. Se l'Ajax ci dovesse battere, arrivano loro a 6 punti. Se l'Ajax poi batte, no ragazzi, no, ma quale, non penso che è un punto, non penso, ma voi ve lo dite voi. Già in vendita la maglia grigia stasera, naturalmente solito 125. Tu quale preferisci tra quelle usate finora? Per me la seconda maglia bianca con le spalline azzurre è il top. Allora, amici bellini, io ho visto la maglia originale nello store quando ero a Napoli e vi devo dire la verità, io non sono rimasto entusiasmato dalla qualità. È bellina la maglia con la maglia bianca perché ci sta meglio il lete rosso. Dovendo scegliere, visto che la maglia bianca non è una grande novità, o quella là Halloween che secondo me è un pochino meglio di quella Halloween dell'anno scorso, l'effetto pigiamoso però è bella, secondo me è bella, e questa qua proprio di stasera mi è piaciuta assai perché non avendo l'MSC, meno sponsor possibile, è un po' più elegante. Non ha sbagliato una singola maglia, persino quella di Halloween riesce a essere carina. Vedi, proprio questo stavamo dicendo. Don Belé al posto di Anghissà contro la Cremonese e dal 70° lo si fa entrare. Tutti giusti, tutti questi turnover sono giusti, ragazzi. Avete delle idee chiare e anche buone. Spalletti però non potrà cambiarli tutti. Buonanotte Giovanni. Quella con le spalline grigie non lo sappiamo.
ma per pura curiosità vorrei vedere mezza volta un tridente Lozano, Osi, Raspa, Simeone, Politano. Ah, quindi con Lozano a sinistra. Sì, possiamo vedere, ma ovviamente se Kvara sta bene deve giocare Kvara. Immagino che la Cremonese giocherà più chiusa, uno schema a 3 autobus davanti ai portiere sarà una battaglia senza dubbio. Lobotka deve vedere come fare, ma per ora io non lo voglio vedere in panchina, neanche io, vado in difficoltà. Stasera guardavo la partita ed avevo un volto incredulo, non riuscivo a credere di vedere il Napoli con un giro palla così incalzante e raffinato. Diciamolo, siamo uno squadrone. Ciao Vale, un abbraccio. Il metal follower, oltre che il giro palla incalzante e raffinato, è la continuità dell'azione del Napoli, che poi anche in vantaggio non ha smesso di giocare. A me quello mi è piaciuto proprio assai, che poi abbiamo visto anche in passato giro palla raffinato, che però non si concludeva con questa efficacia. Kvaratskhelia lo paragonerei più all'Insigne di quando giocava nel Pescara di Zeman e non a quello delle ultime stagioni. Raff, non hai torto, anche perché quell'Insigne là, di quell'età là, eri un pochino più anche incosciente, poi la maturità, fai le cose diverse, fisicamente è diverso, non hai torto, però poi fisicamente Insigne e Kvara, perché Kvara c'ha più resistenza fisica e non fisicamente è difficile da batterlo. Quanto è quotato il triplete? 2 euro li butto, non si sa mai, ma tu devi giocare al contrario. Nel caso del Napoli, vabbè, perché sarà quotato tantissimo e quindi si vince un sacco di soldi, ma si deve giocare al contrario, si deve giocare per la sconfitta del Napoli, così quando sconfitto il Napoli tu sei felice lo stesso perché hai guadagnato. Se invece perdi i soldi perché il Napoli non esce sconfitto e vince, sei felice 2 volte, perché sono emozioni incredibili. Buonasera Anna, l'ho scritto anche nell'altro video, lo ribadisco qua, da Mario Lui Sessuale, bravissimo Oliveira, bel cross, mi è piaciuto e mi è piaciuto tanto in fase difensiva con dei colpi di testa interessantissimi. Al di là delle analisi tecniche, vai. Che squadra, sempre il top Vale, continua così col canale, grazie mille True Creed. Per me è un Napoli bello che segna ma non sbilanciato, un po' come ha detto Spalletti, no? Ha detto noi dobbiamo essere welcome. Questa è roba georgiana, credo. Welcome, I don't know how to say it in Georgian, ma benvenuto. Non scriteriato, ecco, dice un'altra parola Spalletti, dice dobbiamo attaccare ma senza incoscienza, ecco, non incosciente. 2-0 contro i Rangers. Io sto indietrissimo, basta il pareggio, manca una vittoria. Perché basta il pareggio? Aiuto. Pareggi. Ma poi arrivi secondo, basta un punto per la differenza reti con l'Ajax. Ma non solo la differenza reti, perché poi se tu fai un punto sei in vantaggio con l'Ajax perché hai vinto e hai pareggiato. Finalmente è finito il messaggio. La cosa che mi sta piacendo di questa squadra è la voglia di lottare, come ha detto il grande Ciolito, con un'altra qualificazione, la qualificazione c'è, non con un altro punto. Vedi? Il pareggio in casa con l'Ajax ci garantirebbe il secondo posto, credo, avendo 6 punti di vantaggio. Buonanotte amici, ognuno poi dice la sua. Buonanotte, anche se non posso essere sempre presente, ti seguo e ti supporto anche offline nel background. Lo so Virgilio, sei sempre carinissimo, ti abbraccio fortissimo, nel senso che basta pareggiare con l'Ajax, noi dobbiamo pareggiare ad Anfield, dobbiamo almeno pareggiare a questo punto, dobbiamo prenderci la testa del girone e non sarebbe male. Kvara si sbraccia e urla dalla panchina sul fallo fatto da Elmas. Kim che scherza con Simeone su 6-1. Politano che se la ride con Sirigu. Sembra anche a te che quest'anno c'è una bella intesa. Sì, aggiungo che però queste cose belle le abbiamo viste spesso. Quindi è un po' Napoli, è l'ambiente Napoli che secondo me ti fa star bene. Poi quando si vince tutto molto meglio, quando si perde è lì che è difficile vedere questi sorrisi, ognuno pensa a se stesso, però a Napoli si sta bene, si crea il gruppo quasi sempre. Serve un pareggio con l'Ajax, se perdiamo dipende da come perdiamo per la differenza reti, se non mi sbaglio che è tardi un po' per tutti. Un punto basta, ma solo se lo facciamo con l'Ajax, così se arrivassimo a 10 punti pari, quindi dobbiamo pareggiare la prossima, 10 punti pari con gli olandesi, a meno che non ci battano 6-0 passeremo per differenza reti. No, non ci possono battere 6-0 perché se facciamo il pareggio con l'Ajax non ci possono battere. Quindi non è solo un fatto di differenza reti, ma è un fatto che poi abbiamo una vittoria e un pareggio. Ma quale buonanotte, andiamo ad oltranza. Piace questo ragionamento. Se dovessimo vincere con l'Ajax ci passeremo da primi.
La maglia di stasera è bellissima perché è stata la bandiera dell'impresa stasera, ormai è storia. E c'hai ragione, Genna, se devo poi scegliere, io non ho preso quella Halloween e a questo punto se devo scegliere mi prendo una maglia che rappresenta storia. Una maglia Champions dove hai fatto 6 gol all'Ajax. Hai fatto 6 gol all'Ajax. Vorrei ricordare che abbiamo fatto 6 gol all'Ajax. Non lo so che non sembra vero che siamo tutti un po' tardi così. 6 gol all'Ajax in casa loro. 6 gol all'Ajax. Voglio ricordarvi, magari vi siete distratti. 6 gol all'Ajax. 6. Metti a fuoco il 6. Avete lasciato 600 like? Giusto per essere sicuri. Siamo arrivati a 600. No, perché 6 gol all'Ajax. 6. Non lo so. Fatevi un account falso. Non lo so. Mi piace la continua ricerca dello schema d'insieme. Quando Rachmani sembra esitare sulla palla e che sta aspettando. Bravo. Questo l'ha proprio chiesto Spalletti. L'ha chiesto di avere pazienza e di non buttarla. Bravo. Out of topic, cosa ne pensi di CR7? Ho letto che si è affidato a uno psicologo perché sta attraversando un pessimo periodo, secondo me combinazione di fase calante di carriera e vicende familiari. Non so le sue vicende familiari, sappiamo che tutti i soldi del mondo non bastano per farti star felice, questo lo dobbiamo ricordare, quindi è inutile poi fare ironie eccetera eccetera. Sicuramente la fase di carriera è calante, sicuramente non si sente protagonista e per lui che è uno che si sente migliore del mondo e l'ha sempre detto deve essere tosta. Ho sentito pure che ha ricevuto un'offerta dall'Arabia di 242 milioni per 2 anni, una roba che bisognerebbe arrestarli se gli hanno fatto veramente questa offerta. Psicologo sì, e non sarebbe il primo degli atleti o degli straricchi che ha bisogno di avere una mano. Sicuramente ragazzi la verità è che non l'ha voluto nessuno e che Mendes ha provato a venderlo a chiunque, ma nessuno se l'è affibbiato. 6 gol, volevo ricordare 6 gol. Napoli 6 unica, 6 gol. La maglia storica del Napoli l'ho vista sugli sparti indossata a Buitoni, sì, bello. 6 gol all'Ajax e in casa loro. 600 like, ci siamo arrivati, Polli? Ci siamo arrivati? 6 gol alla Cremonese non li faremo, perciò Cremonese è più forte dell'Ajax. Bravo Fred. Non è la matematica, non è un'opinione. Senza prendere imbarcate, dice Spalletti. Messo like anche con la... I soci capiranno. E vai. A verità, dovendo scegliere, mi andrebbe pure essere infelice con tutti quei soldi. Lo so, però non è proprio così, Giacomo, perché poi io ne ho conosciuti di straricchi che poi non se ne vedono bene. L'importante secondo me sarebbe avere quei soldi che tu poi, se devi andare a cena in un ristorante di alto livello e devi spendere 300-400 euro per una cena con la tua bella, non ti fai problemi, quelli sono i soldi giusti. Se poi c'hai quelli là proprio in eccesso, c'hai un po' il problema che li perdi, un po' che la cena da 200 euro non ti basta più, devi mantenere quello standard, non sai se gli amici intorno ti stanno intorno perché sono amici, ci sono tutta una serie di problemi. Io qua a New York ne ho conosciuti parecchi di straricchi e credetemi, non sono tutti felicissimi, Io sono straricco, io non sono straricco, assolutamente no. Ma perché parlare di pareggio? Abbiamo vinto 4-1 con i Reds e 6-1 con l'Ajax, vinto e convinto. Con una prestazione così, per la mentalità vintercato dobbiamo puntare solamente alla vittoria. Senza dubbio, cioè, no. Si faceva un discorso proprio di utilitaristico. Se la partita ti va male, se riesci a fare il pareggio, passi lo stesso. Chi porta 6 confezioni di Ajax dopo il veglione per pulire? Una botta, Vincenzo, non parliamo di rottura, parliamo di botta. Parliamo di una botta che secondo me si può recuperare con una partita di... Sì. Si può recuperare con una partita di riposo. Quale pareggio? Ah sì, al ritorno vogliamo vino, scherziamo, dobbiamo chiedere prima, siete fantastici in tutti, Oliveira, Lozano, Dobelin, dice sì, ma non c'è dubbio. Video un'intervista di Mike Tyson dove diceva che i soldi gli mettevano ansia e l'unico momento di pace mentale l'ebbe quando ci fece alcuni mesi di carcere. Vedi? Io penso che se vinciamo ad Anfield se ne cade Napoli. Sì. Parliamo di una bobotta. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 10, 9, 8, 7 e 6. Siamo ancora in
imbottigliati nel traffico, intendevo. Pardon, mi ero perso qualcosina, ma figurati, Ajax Napoli alla play non finisce 1-6. Demme, quando lo vediamo, un'ipotesi, Vincenzo, è sicuramente adesso con la Cremonese. Lo so, è difficile rinunciare allo Lobotka, lo so. Uno dei due. Magari non rinunci allo Lobotka e dai un turno di riposo ad Anghissà. Uno dei due. Però Anghissà ha un po' riposato perché non è andato con le nazionali. Allora forse ipotizzo che Bobotta potrebbe avere più bisogno di riposare. E allora vedi Demme se riesce a fare lo stesso gioco. È difficile perché Bobotta sta iper overperformando. Però contro la Cremonese, sai, Spalletti ci dice in quella famosa intervista della partita perfetta: se ti vengono a prendere alti devi fare la pallata alle spalle, se ti aspettano dietro devi giocare sulla tre quarti. Quindi per giocare sulla tre quarti non dico che vai direttamente con il 4-2-3-1, però non serve la pallata, Demme comunque ce l'ha. E niente, sempre 350 bellini, questo figlione non vuole finire e non finirà. L'ultima volta che l'Ajax ha preso 5 gol che è successo negli anni 60, 4-9 contro il Feyenoord. Bravo Mario, penso che anche tu l'hai sentita su Paramount, questa cosa qua, eh? Ce lo dite cosa è successo a Verona? Madonna mia. Vicende familiari, è morto un figlio subito dopo il parto della fine scorsa stagione. Già, sì, non lo dimenticavo, sì, non lo ricordavo. Anch'issa si riposa mentre gioca, è vero. Se non sei iscritto al canale sei completamente pazzo. Se dobbiamo far riposare Zielinski, Demme solo al risultato acquisito nel secondo tempo, sì, perché poi perdi le doppie a fonte di gioco, avete ragione. Un po' di riposo al lobo ci vuole, stasera ha sbagliato 2 palle che gli altri è normale, per lui no. È giusto. Contro la Cremonese comunque la fotocopia contro il Torino. Tu dici che la Cremonese giocano... Non ho visto neanche una partita, quindi non lo so. Giocano alti a uomo come il Torino? Voglio un video di te che dici: lo capite 6 gol alla 6, lo capite o no? Abbiamo fatto 6 gol. Qualcuno può fare il ritaglio. Uno di quei video che durano 6 minuti. 6 minuti. Vogliamo parlare di quanto Raspadori sia bravo a legare il gioco e smistare i palloni a destra e a sinistra con entrambi i piedi? Non vedevamo un attaccante fare questo da Higuain di manovra. L'abbiamo detto a inizio live, DP. Mi piace proprio assai quello che sta facendo e ve lo feci notare, a dire il vero, nell'analisi tattica con le pagelle di Napoli-Torino. Raspadori ha preso un voto alto. Ti ho mandato un paio di caffè su PayPal, amico mio, e perché non li vedo? Mannaggia, PayPal, devo aggiustare tutte le cose. Roberto, eccolo qua. C'è chi l'Ajax lo usa per lavare a terra, chi per uscire dalla Champions e chi, come noi, per scrivere questo splendido cammino. Roberto, ecco qua. Grazie mille, amico mio, per il supporto e per il caffè che prendo volentieri. E ho ringraziato, vedi, l'ho trovato quello di Maurizio, quello di Fabio. Quindi quest'anno triple guarda, scherzo, ma cosa è successo da Spalletti all'allenatore avversario? Credo mi hanno detto in live che insomma Spalletti ha sottolineato i falli inutili, cattivi che stavano facendo nel finale di partita. La profondità della rosa sta facendo la differenza, mi interessa questo discorso sicuramente. Che ne pensi di Zanola? Ha giocato poco ma ha subito piazzato assist a Ndombele che poi non ha segnato per rispetto. E stava scattando, sì, poi bella parata del portiere. No, Zanoli bene, era importante farlo entrare anche in una partita già vinta, così il ragazzo prende fiducia eccetera, se ne avesse bisogno, magari lui è mentalmente di un altro livello. Nicole, hi baby. Voi volevate conoscere la mia ragazza ed eccola qua. Se non l'avete riconosciuta adesso. Bene, ma non dovevi, perché poi te li devo ridare via, poi va. All right. No, you're right. I'm gotta go. It's been 2 hours. 2 ore. Purtroppo il nostro amico Guido probabilmente aveva il che fare, ragazzi. Abbiamo aspettato just because coffee and soccer. Anyway,
It's all because of you. Ci stiamo proprio divertendo. Arrivano i tanks generali. Io lo so. No, non sposato, no. Kvaratskhelia che ha esultato saltando sulla caviglia, che avevano distrutto un minuto e poi ha chiesto il cambio. Non mi fa stare sereno. Ha preso una brutta botta Kvara. Dobbiamo vedere. No, I call it soccer. You know why? Gennaro, football, soccer. Guarda come vi siete offesi. È calcio. Quindi se lo dobbiamo dire in italiano è calcio, quindi non mi interessa. Per farlo capire agli americani dobbiamo dire soccer, perché loro il football lo ritengono football, eccetera, eccetera. Il football è all'inglese, ma all'inglese noi abbiamo battuto il Liverpool. Diciamo calcio, ecco, chiamiamolo calcio tranquillamente. Non c'è proprio problema. Che poi è strano che loro chiamano football un gioco che si gioca con le mani. È stranissimo e glielo chiedo tutte le volte che ne parliamo. Ma lasciamoli perdere, secondo me. Sì, siamo proprio roba proprio inutile. Football all'Argentina, diciamo, alla sudamericana. Quindi mi sono abituato a dire soccer. Non vi offendete, soccer non è una brutta parola, loro sono abituati così. Io è sempre calcio, il bel gioco del calcio. Ma fatevi dire come vuoi che abbiamo vinto 6-1. E comunque, al di là dei soldi che entrano ad ogni vittoria, aumenta di non poco il ranking. Bravo, soprattutto iniziamo a dare più visibilità alla squadra. Bravo, a fine partita Davids in tribuna era gasato. Bravo, rideva per non piangere, perché poi Davids in tribuna era Reitziger, quello là che ho visto o no? Me lo confermate? Collaboratore del Capocchione là. Mi confermate che era Reitziger? Perché me lo ricordo quel viso, quella faccia. No, Pizzacolano è inascoltabile, inguardabile e inaccettabile. Veramente. No, è bellissima sta cosa, gliela devo dire assolutamente. Giusto per far giocare Zanoli per il suo compleanno e per far riportare qualche minuto. Ah, era il suo compleanno, grande cugino, non lo sapevo. Sì, era Reitziger. Rudy Kroll insieme a Davids. Madonna mia, che meraviglia. Ci rendiamo conto che abbiamo svuotato gli stadi di Glasgow. Yes! Quelli col fazzoletto bianco che gridano bandiera bianca. Madonna, iscrivetevi al canale Azzurro Futo, porta bene, ma che state aspettando? Una lingua dove il dentista si dice dentist, mentre il dente si dice tooth. Hai ragione, Aniello, è strano, è molto strano. Tooth, dovete dire la ripetete, vediamo. Rita e Polly, come lo scrivevi? Hashtag fatemi vedere, potete scrivere hashtag TH tranquillamente. Tooth, così si dice. 3.000 tifosi ufficiali, 5.000 ufficiosi. Tuff e Tiff. Che poi, oltre ai 6 gol in casa loro, è proprio il non avergli quasi fatto tirare in porta. Mi ricordo veramente pochissimi interventi di Meretti. Io me ne ricordo un'uscita, una parata a terra e poco altro. Qualche tiro loro alto, una cosa del genere. Diego si è divertito, Cruyff non lo so, senza dubbio. È football americano perché di base il punto sarebbe arrivare vicino abbastanza per calciare da fermo il pallone tra due pali. Giusto, Federico. Poi è uno sport che ha cambiato tanto le proprie regole. Giusto. Tuff. Ma nessuna squadra italiana aveva segnato 13 gol nelle prime 3 gare a fase gironi di Champions. Fuffi. Tuff e Tiff. Il tuff chi ama il calcio stasera, da stasera almeno ha capito che il Napoli è il calcio, che va stimato, è l'onore dell'Italia. Sarà importante, però il ritorno me li aspetto più nervosi e attenti e sicuro sarà più equilibrata. Credo pure possibile cambio tecnico, addirittura. Sarà lavoro di Spalletti tenere la guardia alta, sicuramente. Vorranno venire sicuramente a vendicarsi, attenzione a non fare le risse, mantenere la calma come l'abbiamo fatto adesso. Ed è giusto così. Signori miei,
Io vi bacio, io vi devo baciare, siete stati straordinari, anche perché è mia premura questa volta volervi dare il video di analisi o delle parole o di analisi tattica domani mattina presto. Quindi voi vi iscrivete al canale, lasciate un ultimo like su questa live, vi andate a rivedere, se non l'avete vista ancora, la reaction che è bella lunga, e non vi perdete un minuto delle mie reazioni pazzesche, perché poi Polly farà il taglia e cuci di quella reaction e riuscirà un minutino solo, che verrà postato sul mio TikTok, che però verrà ripostato sul mio Instagram. E ricordate sempre che quest'anno, se il Napoli veramente... No, perché poi è importante, perché poi è il segreto di Pulcinella, ma io ve lo dico alla fine di tutte le live. Quest'anno, a differenza di altri anni, c'è una cosa diversa, e la sapete qual è? È che il Napoli va